12 in punto, buon lunedì, ben ritrovati, prima edizione, come sempre si parte alle 12 e staremo insieme fino alle 14:30. Oggi non è convocata conferenza stampa del Presidente Zaia, reduce del viaggio a Roma per l'elezione del Presidente della Repubblica, e ovviamente in questa puntata daremo ampio spazio alla politica con un dibattito a 4 per commentare un po' questa elezione, questo Mattarella bis, ma anche per insomma dare adito e far parlare anche tutte le tensioni che di fatto sono emerse dopo la votazione. Grandi tensioni all'interno dei partiti, soprattutto Lega e Movimento 5 Stelle. Poi, e di questo ovviamente parleremo anche questa sera a Ring 21:15 con Ferdinando Avarino. Allora colgo l'occasione per farvi già vedere il sondaggio che diciamo prenderà piede, darà vita al dibattito questa sera, e per il quale potete contribuire con le vostre telefonate. Allora, Lega, dopo il Quirinale, finita la leadership di Salvini? Questa è la domanda a cui vi chiediamo di rispondere. Fatelo come sempre, se la vostra risposta è affermativa, componendo lo 0422 16 26 691, se invece è negativa lo 0422 16 26 690. La chiamata, ve lo ricordo, è gratuita. Se sentite occupato, il vostro voto è stato registrato. L'esito ovviamente nel corso del dibattito questa sera di Ring, che sicuramente si preannuncia un dibattito molto caldo. E poi abbiamo una notizia di cronaca da darvi. C'è stato un terribile incidente ieri lungo la A28, hanno perso la vita 2 donne, 2 cugine, un neonato, è gravissimo, ma per questo tra pochissimo ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato proprio per avere un po' i dettagli di quanto accaduto. Ecco, vedete, queste sono le immagini dell'automobile, la Panda, sulla quale viaggiavano le 2 ragazze insieme alle 2 bambine, una bambina di 2 anni e un neonato che si trova ricoverato in terapia intensiva. Le 2 donne sono morte sul colpo. Il pirata della strada, perché di questo si tratta, è fuggito, poi è stato arrestato, ma ve ne parleremo tra pochissimo. Io ora voglio occuparmi di un altro tema importantissimo in questo momento per il nostro paese, e vogliamo un po' capire che cosa sta accadendo, e lo facciamo con la presenza di Livio Patelli, farmacista e poi nel direttivo di Farmacie Unite. Buongiorno Livio, grazie. Buongiorno Anna, ringrazio per l'invito e saluto tutti i telespettatori. Allora, noi ci occupiamo di farmacie perché, come sapete, da circa una settimana per poter eseguire i tamponi di fine isolamento, fine quarantena, si potrà andare anche gratuitamente nelle farmacie. L'annuncio è stato dato dal Presidente Zaia, ma non è stato così facile applicare questa nuova direttiva nel giro di 24 ore, perché ovviamente i farmacisti fanno anche altro, nel senso che non siamo al supermercato, non si vendono alimenti ma si vendono medicine, servono i consulti. In più voi già stavate facendo i tamponi per le persone non sintomatiche, quindi diciamo per ottenere il Green Pass. Allora, la situazione è piuttosto difficile. Perché è difficile? Allora, è difficile perché, come ha detto giustamente lei, ci siamo trovati catapultati in una nuova realtà, quando già eravamo in una fase di alta richiesta di questo tipo di servizi, dei tamponi, per cui molte farmacie che fanno il servizio si trovavano già con delle giornate sature. Oltre a questo, e quindi la volontà di poter far fruire i cittadini di questo nuovo servizio, ovvero i tamponi per fine isolamento e fine quarantena, oltre a questo la necessità di dover rapidamente capire come gestire questa nuova fattispecie di tamponi che vengono eseguiti in farmacia, quindi quelli gratuiti, e capire qual era la documentazione, quale sia la documentazione necessaria al fine di poter accedere al servizio in totale gratuità. E qua le informazioni sono state date un po' in corsa all'ultimo, ci siamo dovuti adeguare, ovviamente con spirito di abnegazione e, posso dire, in certi casi anche di sacrificio, perché io ricordo sempre che ho dei colleghi a cui va la mia grandissima stima e il mio applauso, che si alzano alle 5 del mattino per cominciare a fare tamponi alle 6, soprattutto nei paesi della provincia dove non c'è alternativa. E quindi grande marasma, grande volontà di far fruire ai cittadini, ai bambini delle scuole, magari che sono in quarantena, che sono in fase di testing, la possibilità di fare tamponi, ma grossa difficoltà perché, come diceva giustamente lei, noi siamo anche e soprattutto dei farmacisti, e questo è un servizio collaterale, mentre noi dobbiamo continuare a dare il servizio del consiglio, della vendita del farmaco, del suggerimento, dell'ascolto, che è il nostro
ruolo più importante. Allora, Patelli, io ho azzardato un titolo, Farmacie nel caos tra burocrazia, code e a volte insulti. Partiamo dalla burocrazia e poi spieghiamo anche perché a volte purtroppo prendete anche gli insulti. Allora, la burocrazia effettivamente c'è, ormai siamo sommersi, ma come un po' tutti, dalla burocrazia, ancora di più in questo caso dove dobbiamo certificare la gratuità di alcuni tamponi, che normalmente vengono pagati ovviamente per chi viene di libero accesso in farmacia, dobbiamo certificarli con della documentazione e qui la Regione nel corso della settimana scorsa su nostra richiesta, premetto che abbiamo fatto una lettera proprio di chiarimenti, di richiesta di chiarimenti su molti punti dettagliati per cercare di capire effettivamente come gestire la documentazione che ci viene portata, perché è arrivato di tutto, dall'SMS inviato dal SISP alla ricetta redatta in maniera non conforme, alla mail stampata, tutte metodiche che purtroppo non vanno bene. Ci sono determinati documenti che devono essere portati in farmacia e il problema è che noi dobbiamo fare anche i censori, i controllori, cosa che non ci piace, perché poi davanti a tutti, magari con la coda, un po' affannati, dobbiamo anche dire a una mamma che magari giustamente ne ha diritto, ma guardi che la documentazione è incompleta, e qua purtroppo scattano a volte anche la rabbia. Da un lato giustificata, mi rendo conto, perché siamo tutti un po' esasperati, però purtroppo io chiedo veramente di pazientare un pochettino la gente, perché chi viene in farmacia ovviamente deve sottostare a delle regole che non decidiamo noi, ma che ci vengono imposte per fruire di determinati tipi di servizi. Allora, quando la documentazione ad esempio non è completa, qual è l'anello debole? Il SISP, il medico di base, la scuola? Cioè, chi sta facendo più confusione secondo lei? No, guardi, noi non siamo qui per dare una colpa. Allora spieghiamo quali sono... Certo, io mi rendo conto e ci rendiamo conto che in una situazione di emergenza le emergenze vadano gestite e vissute in emergenza, per cui è un continuo adattarsi all'emergenza, però chiaramente noi avremmo preferito come sindacato, qua parlo come sindacato ma anche come rappresentante dell'ordine, stamattina ero al telefono con il nostro presidente dell'ordine, dottor Giuseppe Losigo, di cui porto gli auguri. Noi siamo al fronte per gestire, per dare un servizio, però noi dobbiamo essere in grado di poterlo fare con delle regole chiare, diversamente ci troviamo in difficoltà, per cui noi gradiremmo nelle prossime volte, qualora si dovesse partire con un nuovo servizio da eseguire in farmacia, che fossimo convocati con un minimo di anticipo, sapendo esattamente quelle che sono le regole da applicare, in modo tale da poter dare anche risposte chiare agli iscritti, agli associati, che invece in questo caso si sono trovati veramente nel marasma, e purtroppo la base dei farmacisti questa volta ha rumoreggiato non poco e abbiamo dovuto cercare di dare delle risposte nell'immediato. Allora, arriva una scolaresca intera, perché appunto non è più soltanto la questione di dire prenoto un tampone, lo faccio perché ho avuto contatto stretto, devo tamponare un'intera classe che deve uscire dalla quarantena, quindi arrivano questi 20 bambini mentre voi state facendo intanto il vostro lavoro. Che cosa serve? Diamo tutti i chiarimenti, no? Allora, come documentazione. sì, volentieri, cercheremo di essere chiari, perché ovviamente non è facile. Allora, innanzitutto adesso serve il provvedimento da parte della scuola e c'è un modulo specifico redatto dalla Regione Veneto che deve essere intestato a nome della scuola, che dichiara che una determinata classe è sottoposta a una determinata misura, che può essere la sorveglianza con testing o la fine quarantena, poi nel caso dello specifico studente positivo il fine isolamento, e per questo motivo con questa documentazione, che è un modulo che si può trovare anche nel sito della Regione Veneto, comunque è un modulo specifico, si viene in farmacia, il genitore sottoscrive, firma l'autodichiarazione, quindi dove attesta il nome e cognome del figlio e i dati anagrafici, in modo tale che il farmacista possa vedere, visionare, trattenere il documento e procedere al tamponamento, se si può così dire, del ragazzino, rilasciando il certificato ovviamente che poi verrà portato alla scuola, e noi tratteniamo questo documento ai fini poi di una rendicontazione nei confronti dell'ASL. Questa è un po' la parte burocratica, no? E questa è una grande parte burocratica, perché dobbiamo trattenere tutta questa documentazione, non abbiamo capito se poi dovremo portarla, dimostrarla fisicamente in toto oppure a richiesta alla Regione, alla ASL, quando verrà liquidato il servizio, però questa è una cosa che non ci interessa
interessa. In questo momento noi vogliamo essere sicuri di dare un servizio e di non sbagliare, e purtroppo nel mezzo del nostro lavoro quotidiano non è facile controllare tutte queste cose, non è la nostra formazione. Chiediamo, se possibile, ovviamente con forza, delle semplificazioni che ci permettano di lavorare in maniera più serena e di fornire un servizio in maniera più serena. Quale potrebbe essere secondo lei una naturale semplificazione, ad esempio? No? Anche perché adesso è chiaro che le scuole preferiscano andare in farmacia piuttosto che a farsi le code ai centri tampone. Premetto che innanzitutto le scuole, che sono le benvenute nelle farmacie, devono però tenere presente che abbiamo una serie di prenotazioni già in essere di tamponi fatti per altre persone differenti dagli studenti, e quindi dobbiamo riuscire a inserire questi grandi numeri di ragazzini all'interno di una programmazione quotidiana, per cui non è pensabile, ipotizzabile che 20 bambini vengano tutti insieme a una determinata ora senza preavviso. Bisogna cercare di organizzarci, e così stiamo facendo in questi giorni, cercando di suddividerli nell'arco della giornata e facendo presente che le farmacie che danno il servizio sono diverse, per cui magari non tutti afferiranno a una sola farmacia, ma in funzione dell'abitazione del bambino. Non sono tutte, vero? Non sono tutte, ma ce ne sono tante ormai che fanno il servizio, per cui per fortuna adesso uno riesce nel territorio trevigiano a trovare tante farmacie. Certo che ci sono anche tante richieste, per cui ripeto, non è immediato l'inserimento, non è uno si presenta in farmacia a libero accesso, faccio il tampone. Cerchiamo di fare il possibile. Noi non abbiamo mai lasciato nessuno in questi 2 anni di pandemia senza il servizio richiesto. Ne parlavo proprio col Presidente dell'Ordine stamattina: in 2 anni non è mai arrivata una segnalazione di un cittadino all'Ordine dei farmacisti di Treviso di un disservizio, di un mancato servizio, della mancata fruizione di qualsiasi attività normalmente concessa dalle farmacie. Certo, siamo più rallentati, chiediamo anche pazienza agli altri e agli utenti che vengono in farmacia e a volte si trovano delle code extra, però stiamo veramente facendo il massimo, lavoriamo fuori orario e anche a volte nei giorni di festa per garantire i tamponi, e questo è il massimo che possiamo fare, lo stiamo facendo volentieri anche se con fatica. La copertura economica di questo servizio è arrivata? Non so, riuscite ad assumere qualcuno in più? Allora, per il momento non si parla di copertura economica, si parla di rimborso di questo tipo di servizi, di tamponi gratuiti. Successivamente verrà fatta una rendicontazione da parte della Regione, della ASL, e sulla base di quella noi faremo delle fatture. Sì, allora è un servizio sicuramente oneroso per noi farmacisti, perché comunque dobbiamo dedicare del personale, se è personale interno della farmacia è comunque personale laureato. Ci sono farmacie dove invece è stato fatto gestire il tampone da un personale dedicato, infermiere o biologo, che deve essere ovviamente pagato. Però lo facciamo volentieri perché ci rendiamo conto che è un servizio in più. Certo non deve diventare un servizio totalizzante. Io mi auguro, come hanno già annunciato diversi grandi esponenti nazionali, il sottosegretario alla salute Sileri, ma anche alcuni membri del comitato tecnico scientifico, che a breve assisteremo a una semplificazione delle norme in funzione di un miglioramento dei dati epidemiologici e soprattutto di ospedalizzazione. Questo ci auguriamo, perché noi non vogliamo passare tutto il giorno a fare tamponi, vogliamo fare i farmacisti e offrire un servizio in più che è quello di tamponi. Allora, io le do 2 belle notizie. La prima la do in diretta anche ai telespettatori, perché c'è un significativo calo dei contagi, quindi siamo nella zona, anzi abbiamo passato il famoso plateau di cui aveva parlato il Presidente Zaia. Pensate, talmente brusco il calo dei contagi che nelle ultime 24 ore in Veneto si sono contagiate 4.877 persone, cioè passiamo dalle 20.000 a 17.000 alle quasi 5.000, e questo è sicuramente un buon dato, e ci sono purtroppo ancora 23 decessi. Il totale delle vittime in Veneto sale a 13.169, però è un buon dato. E oggi c'è anche il Consiglio dei Ministri in cui appunto verrà discussa la famosa semplificazione di cui lei ha appena parlato, quindi siamo in attesa che questa situazione che stiamo raccontando in questo momento in qualche modo venga sciolta, che si sia trattato della necessità di arginare la situazione di grande sofferenza in cui si trovavano i Covid point, perché abbiamo viste tutte le code, ad esempio qui alla dogana fino alla tangenziale, e quindi insomma che si sia trattato di un sacrificio temporaneo chiesto. Ce lo auguriamo, se posso dire, perché effettivamente da quel che so, da quel che sappiamo,
le code in ex dogana e nei Covid point si sono ridotte enormemente da quando il servizio viene offerto anche dalle farmacie, e questo è un plauso ulteriore ai miei colleghi farmacisti, perché ovviamente stiamo dando manforte alla Regione e alle ASL in un servizio fondamentale in questo momento di picco pandemico, e ringrazio ovviamente l'abnegazione di tutti i colleghi che fanno tamponi, ma anche di quelli che non fanno tamponi, perché vi posso garantire che le telefonate in farmacia, in tutte le farmacie, di chiarimenti, di informazioni, di richiesta di sostegno, sono tantissime, anche per i colleghi che non fanno tamponi e che poi magari indirizzano il paziente verso altre farmacie. Quindi veramente questa è la dimostrazione della forza delle farmacie. Senta, l'abbiamo un po' visto sotto Natale, continua l'acquisto così in autonomia dei famosi tamponi, quelli da fare a casa, no? Cioè è diventata un po' una pratica comunemente utilizzata? Sì, è diventata una pratica, ma è così un po' in tutta Europa. Ci sono addirittura paesi d'Europa e nel mondo dove il tampone fai da te può essere tracciato e il paziente può anche inserire i dati all'interno di alcune piattaforme che riconoscono il risultato. Comunque il tampone fai da te rimane una prassi, molto meno richiesti rispetto al periodo natalizio, ovviamente, dove magari molti si testavano di massa per poter fare il cenone, però comunque vengono ancora richiesti. Noi come farmacisti sottolineiamo sempre l'importanza di eventualmente autodenunciarsi qualora ci sia il caso di una positività, e questo è fondamentale, perché noi preferiamo testarlo in farmacia, però nel caso di un'impossibilità di autodenunciarsi presso il medico, curante ovviamente, che fa da filtro, oppure all'interno dei portali dedicati della Regione Veneto. Senta, da domani parte l'obbligo, no, di utilizzo di Green Pass base, per poter andare in banca, per poter andare alle poste, per poter andare nei negozi. Prevedete un ulteriore aumento di richieste? Non sappiamo più se fare delle previsioni. Ma li avete questi tamponi nei magazzini? Poi insomma riuscite anche a starci dietro? Allora adesso tamponi da quel che so io ci sono, non mi risultano carenze, per cui evidentemente le aziende produttrici hanno aumentato notevolmente la produzione per far fronte a una richiesta sicuramente importante. Quindi non siamo più in una fase di crisi come potevano essere un mese e mezzo fa, dove c'è stato il boom. Come sempre quando c'è un boom di richieste il mercato e la filiera va un po' in sofferenza. Adesso ci sono. Chiaro che non sappiamo nessuno di noi la sfera di cristallo, e ormai azzardare pronostici si sbaglia sempre. Ci auguriamo, come ha detto lei, che la pandemia, questo picco, questa quarta ondata, come si vede effettivamente dai dati, stia scemando, e è un sollievo per tutti, per noi che lavoriamo sul fronte, ovviamente per la popolazione generale, ma penso in generale perché tutta l'Italia in questi 2 anni veramente ha fatto fronte comune, e adesso abbiamo tanta voglia di tornare a una normalità o una pseudo-normalità. Speriamo che questa Omicron 2 ci aiuti in un certo senso ad andare in questa direzione, cioè la direzione di una malattia più gestibile, con delle forme di tracciamento meno coercitive e con delle attività che ritornino a essere più normali possibili. Ecco, quindi insomma, un po' di pazienza, insomma, anche in questi giorni abbiamo anche letto di genitori arrabbiati che hanno scritto ai vari istituti scolastici per modalità non sempre chiare. Anche qui probabilmente c'è la necessità di uniformare, perché ci sono delle scuole che seguono una linea, scuole che ne seguono un'altra. Poi immagino anche che voi abbiate tante prenotazioni, perché poi quando viene fissato il T0 o il T5 non può essere fissato 2 giorni dopo, quindi immagino che ci siano, anche se avete la scaletta piena, dei momenti in cui voi dobbiate aprire inevitabilmente. Beh, allora è chiaro che noi abbiamo una scaletta che cerchiamo di garantire per il rispetto di chi si è prenotato, però la gente sa, l'ha detto anche, ce l'ha chiesto anche Figliuolo, di cercare di fare il più possibile tamponi per anche chi si presenta in libero accesso. Allora noi dobbiamo mediare tra le due. Non è facile, perché ovviamente io capisco chi si è prenotato per tempo e dice io vorrei fruire di un servizio in maniera regolare, all'orario prestabilito, senza patemi, e invece la necessità nostra di assecondare le maggiori richieste. Sì, effettivamente non è un lavoro facile.
nel quotidiano, cercare di mediare, però lo facciamo perché siamo chiamati a farlo, perché è la nostra professione, perché l'abbiamo sempre fatto, se non era con i tamponi era con altro. Vi ricorderete sicuramente quando mancavano i gel, allora le farmacie sono messe a fare i gel per disinfettanti per le mani, poi quando mancavano le mascherine e ci danavamo per recuperarle, quindi abbiamo sempre cercato come farmacisti di dare una mano in questo momento di grande difficoltà per tutti. Allora Patelli, le chiedo di attenderci un attimo, dovremmo avere in collegamento il nostro Lucio Zanato. Tra l'altro Lucio, dimmi che sei in sicurezza, vedo l'inquadratura, di a me e a tutti i telespettatori che sei... Sì. Dove sono ti in trovi? sicurezza, sì, tanto buongiorno, non mi vedete? Mi trovo, come vedi, all'entrata dello svincolo di Villotta. Qui sono per farvi vedere il tratto di strada dove ieri purtroppo c'è stato l'ennesimo incidente stradale con 2 morti, 2 giovani donne morte, 20 e 26 anni, Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, la prima di Conegliano, la seconda di Mareno. E io adesso vi porterò sull'autostrada dove ieri sera intorno alle 21:40 c'è stato appunto questo incidente con un pirata della strada, con molte altre situazioni. Voi sapete che in autostrada non ci si può fermare e quindi di conseguenza noi faremo il tratto di strada in velocità, però vi porto insomma a bassa velocità esattamente nel punto che io ho già visto prima. Qui siamo sulla A28, come ho fatto vedere siamo usciti, anzi siamo entrati nella zona di Villotta. Ieri sera intorno alle 21:40 queste 2 giovani donne con dietro una neonata, una bambina di 2 anni a bordo di una Panda, stavano rientrando a casa, ricordiamo, Sara Rizzotto di Conegliano, Jessica Fragasso di 20 anni di Mareno. Dietro a loro c'era la 500 con i genitori di quest'ultima, Jessica, ed era una domenica sera passata dopo aver trovato i parenti, come moltissime altre famiglie trevigiane. Stavano rientrando lungo la 28, esattamente in questo tratto di strada, poco prima dell'uscita di Azzano Decimo, che poi vedremo, quando a un certo punto sostanzialmente nel buio è arrivata in piena velocità un SUV guidato da una persona straniera, da un bulgaro, che praticamente le ha speronate. Ha speronato prima la 500 dei genitori appunto di Jessica e poi, carambolando, ha preso in pieno la Panda di queste 2 giovani donne, Panda che è stata letteralmente divelta da questo urto. Mi immagino che adesso stiate facendo vedere anche proprio le immagini, le fotografie del luogo e soprattutto delle macchine distrutte. Vi devo dire la verità, qui è un tratto di strada, vedete, rettilineo, la A28 ovviamente permette l'avanzamento di velocità, ma sicuramente per impatto il bulgaro o non ha assolutamente visto le auto e quindi non ha potuto frenare, o più semplicemente come dire, l'eccesso di velocità gli ha impedito di fare qualunque possibile movimento di scanso. In ogni caso ci stiamo avvicinando in quello che è il luogo, poi io rallenterò e devo dirvi che lo spettacolo che si è presentato ai soccorritori è stato veramente straziante per 2 motivi. Primo, perché le 2 giovani donne erano tra le lamiere contorte ed avevano già perso la vita, poi perché c'era una neonata e una bambina di 2 anni sul sedile posteriore. Probabilmente si sono salvate grazie ai sedili appunto che sono predisposti per i bambini, comunque sono gravissime all'ospedale qui in Friuli. Poi perché? Perché dietro di loro c'erano i genitori di Jessica che quando hanno visto, ecco, ci stiamo avvicinando al luogo, qui c'è l'inizio dell'impatto. Qui, eccole qui i punti dove si è verificato praticamente l'incidente. Adesso io mi fermo un attimo nella corsia, sì, per un attimo mi fermo qui in quello che è lo spazio dove ci si può fermare con l'auto e vi stavo dicendo appunto lo strazio che si è venuto a creare quando appunto i genitori hanno focalizzato che la loro figlia era morta, era stata colpita. La cosa particolare che adesso vi faccio vedere, uscendo, eccomi qua, ecco che esco, qui siamo nell'autostrada, qui è la zona praticamente dove si è venuto a creare l'incidente, ma il bulgaro con il SUV, un Defender,
dopo aver carambolato, dopo essere finito con le ruote lì in su, a un certo punto evidentemente pur ferito è riuscito a uscire dall'auto e poi ha tentato la fuga in mezzo ai campi. Adesso vi faccio vedere, questo è il punto dove lui è scappato in mezzo ai campi. La cosa particolare è che subito sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, la polstrada di Pordenone in particolare, e la polstrada cosa ha trovato? Ha trovato un telefonino all'interno che ha cominciato a squillare. Uno degli agenti, in maniera molto scaltra, è riuscito a prendere delle informazioni da questa telefonata, con il risultato che il bulgaro è stato poco dopo ovviamente fermato e adesso dovrà rispondere ovviamente di omicidio stradale. Per stare alle regole io torno in auto, così evitiamo di, sì, come esatto, dire, Lucio, grazie. di infrangere le regole. Grazie, e adesso, Lucio. se mi permetti, esco dall'autostrada e ti ridò la linea. Sì, grazie, grazie Lucio per questo racconto estremamente dettagliato, per averci fatto vedere davvero il luogo in cui è accaduto l'incidente, tutta la dinamica. Poi so che insomma tu adesso sei diretto tra Conegliano e Mareno di Piave, dove le due giovani vittime vivevano. Lo ricordiamo, c'è un neonato ricoverato in terapia intensiva e una bimba di 2 anni, anche lei grave, quindi davvero una tragedia, ma non possiamo fare che sperare per la vita di questi due bambini. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità tra poco. Ben ritrovati, prima edizione 12, quasi le 12:30, avete visto siamo partiti con le notizie ovviamente legate al Quirinale, tra pochissimo un'oretta di dibattito politico per capire un po' e andare anche a vedere i retroscena di questa votazione che ha riportato Mattarella al Quirinale, ma di fatto sta dimostrando tutta la tensione che c'è all'interno dei partiti. Il collegamento poi con il nostro Lucio Zanato per la tragedia di ieri sera a Azzano Decimo lungo la A28 che ha strappato alla vita 2 giovani donne, una mamma, e ci sono 2 bambini ricoverati in ospedale. E poi il passaggio, e con lei Patelli vorrei concludere sul ruolo importante delle farmacie che si sono ritrovate insomma a dover gestire anche i tamponi di fine quarantena e di fine isolamento. L'auspicio, oggi c'è il Consiglio dei Ministri, è che si arrivi ad una semplificazione che in qualche modo elimini almeno la burocrazia dal vostro lavoro. O che la riduca, perché ci rendiamo conto che di regole viviamo. Però sì, ci auguriamo che ci sia una semplificazione, ci auguriamo che la Regione Veneto ci dia delle regole semplici e chiare da interpretare, e questo non solo in questa situazione, in questa fattispecie, ma in futuro in qualsiasi tipo di collaborazione e servizio che faremo per la Regione, per conto della Regione. E va veramente ringraziamento da parte del Consiglio di Farmacie Unite, del Presidente Franco Garibaldi Muschietti e del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Farmacisti di Treviso, a tutti i colleghi che si stanno in differenti misure, in differenti modi rendendo utili in questa situazione pandemica, per cui un grosso ringraziamento a tutti i colleghi della provincia di Treviso e non solo, che si stanno dando da fare in questi giorni. Grazie a Livio Patelli. Farmacie Unite, allora insomma un po' di pazienza, no? Anche agli utenti, è una situazione difficile. Sì, c'è da dire che la gente per fortuna in gran parte capisce la situazione e ci attesta la sua stima nei nostri confronti e nei confronti del nostro operato. Certo che, come diceva lei, ogni tanto qualche attrito lo vediamo, soprattutto lunedì scorso, quando è stata introdotta la nuova norma che prevedeva la possibilità di fare tamponi gratuitamente in farmacia, soprattutto per i primi giorni dove la documentazione era incompleta. Per noi è stato difficile dire a volte di no, e ci siamo trovati di fronte a persone arrabbiate, perché se ti dicono vai e fallo gratuitamente, tu sei convinto di poterlo fare, poi ci sono delle regole a cui dobbiamo sottostare per poter servire il servizio. Grazie Livio Patelli, Farmacie Unite, grazie per essere stato in nostra compagnia. Buon lavoro ovviamente a lei e a tutta la squadra di farmacisti che in questo momento lei ha rappresentato. Allora io torno a ricordarvi il sondaggio di questa sera, importante perché ovviamente il tema è quello del Quirinale, questo Mattarella bis, le grandi tensioni che stanno emergendo all'interno dei partiti più o meno manifeste, ne parleremo tra pochissimo. Allora attenzione, il sondaggio è questo: Lega dopo il Quirinale
finita la leadership di Salvini? È la domanda che vi facciamo, se ne siete convinti, quindi la vostra risposta è affermativa, componete lo 0422 16 26 691. Se invece non ritenete che sia finita la leadership di Salvini, dovete comporre lo 0422 16 26 690. Allora, io vedo già collegati i nostri due prossimi ospiti, in realtà siete in 4, ma siccome uno ci deve lasciare prima, poi un altro si aggiunge dopo, ovviamente avete i vostri impegni istituzionali, noi creiamo questo dibattito che sarà ovviamente un po' movimentato anche per questo. Giacomo Possamai, grazie per essersi collegato con noi, lo stiamo aspettando. Marcello Bano, Lega, buongiorno Marcello, grazie. Erika Baldini, Movimento 5 Stelle. Grazie dell'invito. Eccoci, buongiorno, grazie a voi per esservi resi disponibili, e stiamo attendendo anche Claudio Borgia, Fratelli d'Italia. Allora Marcello Bano, parto da lei, proprio perché insomma io mi aggancerei al sondaggio, no? È finita la leadership di Salvini, Salvini che ha voluto insomma in qualche modo guidare il centrodestra, no? Era lui che faceva le trattative, poi usciva, faceva le proposte, poi tornava dentro, poi usciva, faceva le proposte, poi però è accusato da Meloni di non essersi più presentato, di averlo in qualche modo tradito, di aver detto di sì a Mattarella. Questo centrodestra ha ancora una leadership? Io penso che il centrodestra è un insieme di partiti e naturalmente la leadership ce l'ha il partito di maggioranza relativa, cioè fino a poco tempo fa Matteo Salvini è sempre stato il segretario della Lega che ci ha portato al 30%, adesso è in forte crescita Fratelli d'Italia, forte di una posizione di opposizione che poi non sarebbe neanche opposizione se vogliamo vederla a 360 gradi, però io penso che all'interno della Lega in questo momento non è messa in discussione la leadership di Salvini, anche perché non ci sono in questo momento altri leader. Dopodiché, se vogliamo entrare nel merito della questione del Quirinale, è stata una batosta, purtroppo, però è anche l'unico che ci ha messo la faccia e ha fatto delle proposte. Questo è come la vedo io in questo momento e come la vedono la stragrande maggioranza. Senta Bano, noi abbiamo ricevuto due racconti, quello che è arrivato a noi, mi metto insieme ai telespettatori, sono stati due racconti, un centrodestra unito che cerca di tirare fuori i nomi migliori, viene fuori la Casellati, sì ci proviamo, questo è un racconto, un centrodestra che ci prova e viene in continuazione, le sue proposte vengono scartate dal centro-sinistra di default perché si tratta di nomi di destra. L'altro racconto è invece un centrodestra non unito che porta fuori degli agnelli sacrificali, cioè la Casellati è stata anche definita un agnello sacrificale, la buttiamo lì ma tanto non andrà. Qual è la lettura vera? Bisognerebbe essere stati lì presenti. Lì, esatto, sicuramente ci sarebbe piaciuto tanto. Per quanto mi riguarda era una candidatura di altissimo spessore, probabilmente non è stato opportuno giocarla in questa maniera qua se non c'erano i numeri. È anche vero che eravamo arrivati a un momento in cui si voleva proporre un candidato del centrodestra, c'erano dei nomi importanti, secondo me c'era anche Nordio, Carlo Nordio, che era una bellissima figura, però dopo alla fine la politica è matematica, cioè o hai numeri oppure è meglio non tirarli fuori. Quindi meglio Mattarella? No, non è meglio Mattarella, io non sono in questo momento, però i cittadini volevano stabilità, tanto valeva partire subito con quel nome là e tanti saluti senza creare delle aspettative, generare aspettative da parte di tutti. Cioè, a me quello che è dispiaciuto è mandare al macero delle figure, delle personalità come la Casellati, come Nordio e come altre senza avere i numeri. Magari sarei stato un po' più riflessivo, ecco, su questo, perché comunque stiamo parlando di persone che hanno una storia, un passato e sono soprattutto le figure istituzionali importantissime. Su questo bisognerebbe aprire una riflessione, cioè io candido una persona
quando so di avere i numeri per farla eleggere, se no faccio a meno. Cioè, io mi ricordo ancora all'epoca Bersani, quando ha candidato Prodi, e abbiamo visto alla fine che ha fatto sia Bersani che Prodi. Cioè, quindi diciamo un atteggiamento prudenziale sarebbe stato opportuno. Capisco anche che in quel momento là bisognava fare dei nomi e si è presa la responsabilità di fare dei nomi. La Lega, dal mio punto di vista, è stata anche troppo generosa e a un certo punto magari mi sarei sfilato prima, ecco, questo è il mio pensiero. Ok, poi torniamo comunque sul ruolo di Salvini. Magari le faccio anche una battuta sulle comunali di Padova, visto che è stata ufficializzata la candidatura, insomma, di Peghin come leader del centrodestra. Baldin, sono da lei. La stessa tensione che potrebbe esserci all'interno del centrodestra la stanno raccontando anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Iniziamo proprio a parlare di Contiani e di Maiani. Intanto ce la traduce. Allora, intanto gli stessi interessati hanno fatto sapere, insomma, che ci sarà un chiarimento e questo credo sia doveroso. Al di là del chiarimento all'interno del Movimento 5 Stelle, io credo che in generale tutta la politica abbia fatto una brutta figura in questa occasione, in questi ultimi giorni, perché gli italiani si aspettavano una figura che mettesse d'accordo larga parte di maggioranza, di altissimo profilo, e non sto ovviamente denigrando la figura del presidente Mattarella, che era comunque una delle figure che insomma il Movimento 5 Stelle aveva espresso, era una opzione già all'inizio. Io stessa in qualche trasmissione avevo detto che avevo previsto che sarebbe andata a finire così, ovvero che non riuscendo a mettersi d'accordo i vari partiti all'interno della maggioranza si sarebbe poi andati a confluire su Mattarella bis. Però questa doveva essere l'estrema ratio, ovvero data la sua iniziale indisponibilità, proprio detta da lui stesso, che desiderava insomma occuparsi di altro nella sua vita, aveva altre legittime aspirazioni personali. Non trovavo giusto che dovesse in qualche modo sacrificarsi per il bene del Parlamento tutto. Bisognava, a mio avviso, essere più seri e cercare di trovare un'altra figura di altissimo profilo anch'essa. E Belloni? Che la Lega abbia fatto, diciamo, un buon lavoro su questo, perché proporre dei nomi in solitaria senza confrontarsi con gli altri vuol dire semplicemente dire questi sono i miei candidati, o vi vanno bene questi oppure faccio saltare il tavolo, e questo non mi sembra un atteggiamento corretto da parte di chi vuole far andare bene le cose, insomma. Quindi secondo lei ci sta dicendo che il centrodestra vi ha fatto sentire un po' sotto ricatto? Sì, non credo sia il modo giusto di lavorare. Il modo giusto sarebbe stato mettersi a un tavolo, come ha cercato di fare Conte in questi giorni, per cercare un nome condiviso e non bruciare le persone come è stato fatto insomma negli ultimi scrutini. Però Baldin, è indubbio che il nome condiviso da Conte non era lo stesso condiviso da Di Maio, cioè una evidente spaccatura, cioè ad esempio il nome di Belloni è un nome su cui il Movimento 5 Stelle era disponibile a votare la Belloni, ad esempio, insieme ad altri schieramenti. Poi non so bene come siano andate le cose, perché effettivamente bisognava essere lì, non sappiamo tutti in retroscena e queste cose magari saranno spiegate oppure no nel proseguio. Certo è che c'erano dei nomi che avrebbero insomma coinvolto altre forze politiche, ma anche la stessa Lega, anche il PD inizialmente. L'unico contrario sembrava essere Renzi, e alla fine non si sa come mai alcuni si sono sfilati da questo nominativo che piaceva ai più, e di questa cosa insomma dispiace un po' a tutti. Quindi anche a lei piaceva il nome di Belloni? Ma guardi, credo insomma sarebbe stata una novità nel nostro panorama, nella nostra storia repubblicana, costituzionale, il nome di una donna sicuramente di alto profilo, che metteva insieme insomma la maggior parte del Parlamento. Poteva essere appunto un nome buono, insomma. Non che Mattarella non sia buono, lo è altrettanto, però avrei preferito una novità in questo senso, non soprattutto al femminile magari.
non una soluzione che dovesse mettere, diciamo, in sicurezza un Parlamento che è a scadenza e fra un anno vedrà, insomma, un gran numero di parlamentari in meno. E Posamai, grazie per essersi collegato, eccola qua dalla macchina, mi pare di capire, anche lei come ma sono fermo. ok, no, non come Lucio che invece era in corsa. Va bene, so che poi tra l'altro lei ci dovrà lasciare e quindi la tartasso un attimo e poi la congedo. A disposizione. Partirei da questo aspetto. Oggi Tajani ha detto al Quirinale non volevamo un tecnico, Belloni di fatto era un tecnico, volevamo un politico. È per questo secondo lei che è rimasto, si è potuti confluire solo sul nome di Mattarella? Temo sia un po' più complessa, nel senso sulla Belloni il tema principale credo sia stato, almeno dalle reazioni che ci sono state in quelle ore, io ero lì, ovviamente non ero lì nel senso che ero presente alla discussione tra i leader, ero lì nel senso che ero a Roma tra i grandi elettori. La cosa che aveva destato in tanti un po' di preoccupazione e di perplessità era più il passaggio diretto, diciamo, dalla delega ai servizi segreti alla Presidenza della Repubblica, ma non cose segrete, ecco, queste, perché si erano viste, lette sui giornali e sulle televisioni praticamente in diretta. C'era anche il tema toccato da Tajani, che è un tema vero, nel senso che io sono un sostenitore molto molto convinto del governo Draghi, penso che sia in questo momento la scelta migliore. Penso anche che ci sia la necessità di avere un equilibrio tra la tecnica e la politica, e quindi se uno mi avesse chiesto una settimana fa qual è l'equilibrio giusto, avrei risposto che al Colle serviva una figura politica. Mattarella o no, cioè questo era ex ante. Quindi l'equilibrio Belloni al Colle, Draghi a Chigi poteva essere un equilibrio accettabile, due figure autorevoli eccetera, però in effetti aveva questo elemento di difficoltà, quindi quello che dice Tajani, diciamo, non è peregrino. Senta, lei l'ha percepito, visto che era proprio lì, questa tensione all'interno del Movimento 5 Stelle, che poi è un po' quella che stiamo vedendo, forse è il partito in cui sta esplodendo la tensione più grande? Forse subito dopo la Lega, che in questo momento soffre, diciamo, di tensioni decisamente più pesanti. No, i 5 Stelle, devo dire, quello che ho visto l'ho visto più dalle agenzie, non posso dire di aver partecipato a incontri in cui si sia capito. Ho visto quello che ha dichiarato Di Maio, ho visto quello che ha risposto Conte, immagino che insomma nelle prossime settimane si dovranno chiarire sul punto. Va detto che il gruppo parlamentare 5 Stelle è il gruppo parlamentare in assoluto più vasto all'interno del Parlamento, e che per le modalità anche, insomma, di come era nato, di come era stato formato, è evidente che era anche uno di quelli più difficili da tenere insieme. Con una battuta, il PD questa volta è stato molto più unito, anche perché rispetto alle volte precedenti eravamo tanto in pochi, e quindi è anche più facile tenere insieme 150 grandi elettori rispetto a 250 o 300 che erano i numeri dei 5 Stelle e la Lega poco meno. È vero secondo lei che questa maggioranza sostanzialmente è tenuta assieme dall'emergenza sanitaria ed economica? È oggettivo, nel senso che questa è una maggioranza che oggi può stare insieme soltanto perché viviamo una fase di grande emergenza legata alla pandemia, e anche perché gestire i fondi dell'Europa, questi famosi oltre 200 miliardi, ha un senso farlo in un'ottica condivisa, perché questo per esempio ti garantisce un rapporto diverso con le regioni, con gli enti locali, perché di fatto compartecipi alle responsabilità, e questo è un punto, diciamo, molto importante in questo momento. Io mi auguro che il prossimo governo non veda il PD e la Lega insieme, perché vuol dire mettere insieme forze non diverse, alternative. Allora io qui faccio un po' un blitz alla regia, volevo chiedervi se potete mettere in onda l'intervista che abbiamo fatto a Giancarlo Gentilini ieri nel telegiornale di Treviso, perché Giancarlo Gentilini, ex sindaco, ex sceriffo a Treviso, ha tratto la sua lettura particolare ovviamente della situazione nel centrodestra. Allora magari intanto, finché proviamo a trovare questo servizio che poi vorrei farvi vedere, tornerei un attimo da Bano per ritornare un attimo sulla figura di Salvini. Salvini che adesso
secondo lei come dovrebbe muoversi per rifondare in qualche modo la sua leadership all'interno del centrodestra? Perché la frattura con Meloni, con Fratelli d'Italia, adesso appena si collega Borgia ne parleremo, è evidente. È evidente. Beh, prima di tutto bisogna che ci sia un chiarimento all'interno della Lega, quindi bisogna aprire la stagione dei congressi in modo che ci si ricompatti e si esca tutti all'unisono. Perché a quel punto là abbiamo dei segretari direttivi provinciali eletti, quindi che sono legittimati, e i militanti, i sostenitori devono adeguarsi alla linea del partito. In questo momento invece abbiamo uno scollamento, non abbiamo dovuto naturalmente al distanziamento per via del Covid, cioè sono 2 anni di inattività da parte delle sezioni, e quindi ci sono dei mal di pancia che devono essere assolutamente chiariti e sistemati. Quindi una volta che ci sarà questo chiarimento, che io mi auspico avvenga il prima possibile, a quel punto là si potrà ripartire e iniziare un ragionamento con le altre forze politiche che contrappongono in questo momento la sinistra, cioè quindi nel centrodestra. È logico, ha ragione perfettamente Possamai, quello che ha detto: noi siamo assolutamente alternativi alla sinistra, i nostri elettori non stanno apprezzando diciamo la parte governativa, cioè questa funzione governativa che stiamo facendo nel governo, perché siamo assolutamente poco influenti, al contrario della Meloni, che invece sta capitalizzando, anche se sta facendo di fatto la stampella del governo, sta capitalizzando un malessere stando in opposizione, cioè, quindi lei fa una doppia partita sia per quanto riguarda le nomine e facendo da stampella al governo, però di fatto lei cresce mentre noi stiamo pagando secondo me un senso di responsabilità che in questo momento e quindi a lei non piace questo senso di responsabilità dimostrato dal leader del suo partito? A me piace molto, però quando si fa parte di un governo bisogna che le cose, e si fanno degli accordi, bisogna che le cose siano chiarite, siano abbastanza chiare per tutti, compreso anche gli alleati, e non che ogni giorno si venga pugnalati alla schiena o ai fianchi. Quindi sarebbe assolutamente opportuno un chiarimento, tanto per incominciare. Dopo dipende anche qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è diciamo il centrodestra unito, e allora dobbiamo prendere una strada. Se l'obiettivo è il senso di responsabilità, quindi la parte governista della Lega, dobbiamo prendere un'altra e trarre le conclusioni anche con i nostri cugini che sono i Fratelli d'Italia. Ecco, fermo là. A proposito di questo vi faccio vedere l'intervista a Giancarlo Gentilini, ex sindaco di Treviso. Dopo devo passare la palla a Possamai perché ci deve salutare, e intanto saluto e ringrazio Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, per averci raggiunto. Buongiorno Claudio, grazie. Grazie per l'invito. Allora, vediamo il servizio. Tutte le ragnatele politiche erano destinate a crollare, perché forse dipende che i ragni non erano alla grande altezza. Salvini deve anche lui prendere coscienza della realtà e non vivere sull'iperuranio o sulle nuvolette. Questo dico a Salvini. Piedi per terra, imita Gentilini, segui Gentilini. Il centrodestra non è ancora pronto per prendere in mano la gestione dell'Italia, e quindi è inutile fare i sogni di gloria. Quindi ognuno deve leccarsi le ferite. Il pragmatismo di Giancarlo Gentilini, ricetta vincente delle sue amministrazioni, non potrebbe essere più chiaro in questo post Mattarella bis. Salvini tessitore improvvido e un centrodestra disintegrato, quando sarebbe stato molto più concreto, dice lo sceriffo, guardare la realtà, la necessità del ritorno del capo dello Stato. Era l'unica soluzione, perché il binomio Mattarella-Draghi non poteva assolutamente essere rotto, perché altrimenti saremmo piombati in una crisi di cui non si conoscevano le
le risultanze. Ma io ho bisogno di uomini che siano in grado di gestire la res pubblica e purtroppo non vedo altre alternative a Mattarella e a Draghi. Un centrodestra da ricostruire, dice Gentilini, partendo dall'umiltà. Ognuno deve mettere da parte i propri desideri di contare. Cioè, Salvini forse non ha dei buoni consiglieri o lui rifiuta di sentire i consiglieri. Questa è una cosa grave, sai? Ecco, insomma, Giancarlo Gentilini ha detto tante cose. Ovviamente farò rispondere Lega e poi insomma anche Fratelli d'Italia, però davvero possa mai un ultimo passaggio perché so che lei alle 13 ci deve salutare. Quindi intanto condivide la lettura di Gentilini? Ma mi sembra molto lucida, diciamo che nonostante l'età si conferma uno dei più lucidi in casa Lega. Allora, il Partito Democratico adesso ovviamente si va anche ad elezioni, no? Tra pochissimo vediamo Padova, ci sono poi le elezioni anche nelle varie amministrazioni comunali. Il Partito Democratico continua a correre da solo? Cioè c'è un'asse buona in questo momento con un eventuale 5 Stelle? Perché insomma la trattativa in qualche modo l'ha dimostrato, no? Letta e Conte hanno fatto un buon tandem. Sì, in chiave locale noi abbiamo sempre una logica che è un po' diversa da quella del centrodestra, e cioè lasciamo molta libertà a livello locale, nel senso che possono confermarlo gli ospiti di Fratelli d'Italia e Lega. Spesso nel centrodestra c'è un tavolo provinciale o regionale che decide chi fa il candidato da una parte, gli accordi, eccetera. Noi tendenzialmente lasciamo molta libertà ai livelli locali, quindi a Padova e Verona so che ci sono interlocuzioni con i 5 Stelle, ma lì dipende dal progetto sulla città. Se il progetto sulla città pensa e ritiene insomma, che sia utile camminare insieme, lavorare insieme, si farà anche a Padova e Verona. Così come si è fatto nelle ultime amministrative in Veneto in alcuni posti, mentre in alcuni altri posti no. Solo una battuta sul ragionamento di Gentilini di prima che non ho fatto. Perché è molto lucida? Perché rispetto anche a un po' della discussione che ho sentito in questi giorni e che ho letto anche stamattina sui giornali o seguendo le televisioni locali, c'è un punto importante, cioè che cosa è successo questa settimana? Tutto parte da quello che diceva Gentilini prima, e cioè c'è stata una figura, Salvini nello specifico, che ha voluto provare a legittimare una leadership nel centrodestra, questa famosa storia del kingmaker, provando a eleggere un Presidente della Repubblica di parte di centrodestra, dicendo ho la forza, ho i numeri, ve lo dimostrerò. È rimasto imprigionato in questa narrazione, per 5 giorni ha tenuto bloccato il Parlamento e i grandi elettori, perché doveva dimostrare che questa roba era vera e si poteva fare. Si è schiantato sulla Casellati l'altro ieri. Una volta che si è schiantato è dovuto andare a dire guardate, in effetti non ce l'ho fatta, proviamo a trovare dei nomi di mediazione, ma a quel punto ne aveva bruciati talmente tanti che inevitabilmente si è scivolati su Mattarella, che è un bene per la stabilità del paese ma che evidentemente segna una difficoltà della politica. Lo dico perché questa vicenda si poteva veramente risolvere lunedì, perché la questione di imporre, o meglio di far votare, perché poi non sarebbe stata un'imposizione, ma di far passare un candidato di parte, era impossibile per una questione numerica, cioè il centrodestra aveva una leggerissima maggioranza relativa di grandi elettori, ma relativa, cioè su 1009 ne aveva 450, che non è la metà più uno. Quindi era difficilissimo. Inoltre siamo in una fase difficile in generale per il Paese. Forzare sul Presidente della Repubblica inevitabilmente avrebbe visto una reazione da parte di tanti. Si fa col voto segreto l'elezione del Presidente della Repubblica. Era inevitabile che una parte di franchi tiratori nel campo del centrodestra ci sarebbe stata. Per cui era un film che si era fatto, non si sa perché. Ma quindi avrebbero dovuto dire sì a Casini? No, adesso non entro in casini, non casini. Dico un'altra roba che era molto banale. Domenica sera ci si sedeva attorno a un tavolo, ma magari anche sabato pomeriggio, perché si sapeva che si votava lunedì, e si diceva ci sono 4, 5, 3 nomi su cui si può provare a trovare un'intesa e lo votiamo lunedì con 750-800 voti, perché la situazione era tale per cui nessuno aveva la forza di far passare un candidato suo, che per certi versi è anche una fortuna in questo momento, perché avrebbe portato, anche ci fosse riuscito, a terremotare il governo e a una situazione di instabilità di cui assolutamente non si sente il bisogno. Per cui, chiudo, per fortuna che è andata così, cioè Mattarella al Quirinale e a Palazzo Chigi Draghi,
perché almeno questo Paese nel prossimo anno e mezzo può continuare a fare le cose di cui ha bisogno, mettere a terra il PNRR, la battaglia sulla pandemia e tutto quello che sappiamo. Devo dire che è successo più per un'eterogenesi dei fini che per una scelta, una volontà della politica di questi giorni. Grazie Giacomo Possamai per essersi collegato con noi. Grazie. Arrivederci, grazie. Il Partito Democratico. Buona giornata. Anche a te. Borgia, a questo punto intanto benvenuto. Non so se ha avuto già modo un po' di seguire il nostro primo giro di chiacchierata sul leadership del centrodestra. Allora, insomma, Fratelli d'Italia come ne esce? Ne esce deluso, ne esce più forte? Cosa è successo? Sicuramente delusi dalla situazione generale, sicuramente degli alleati e in generale del Parlamento. Come ho detto l'ultima volta, credo che questa sia la dimostrazione plastica di come questo sistema non funzioni e che abbiamo tutti la necessità di cambiarlo, e quindi credo sia doveroso pensare realmente ad una riforma in senso presidenziale, quindi andare verso un presidenzialismo. Detto questo, vorrei fare riferimento a due aspetti. Il primo, appena dichiarato dall'esponente del PD, da Possamai. Ecco, sinceramente prendere lezioni dal PD che 7 anni fa, se non erro, anzi sì, 7 anni fa impallinarono il loro padre nobile Prodi con i famosi 101 franchi pilatori, ecco, mi sembra difficile, perché è difficile prendere spunto da chi in un'altra situazione si è comportato non diversamente da quello che è accaduto qualche giorno fa. Quindi ogni elezione ha una storia a sé, e soprattutto le forze politiche, quando non hanno la maggioranza assoluta e hanno una risicata maggioranza relativa, cercano ovviamente di fare il possibile. E poi vorrei rispondere all'amico della Lega, perché ecco, dire che Fratelli d'Italia fa la stampella del governo mi sembra non solo fuori luogo, ma soprattutto penso che o abita su Marte, perché qui sulla Terra la situazione è ben diversa, e non solo riguardo alla lealtà da parte degli alleati, perché di noi tutto si può dire, ma insomma, che non siamo leali mi sembra veramente fuori luogo, anche perché riguardo alle nomine faccio presente che siamo stati esclusi da tutte le nomine a partire da quella RAI. L'unica nomina dell'opposizione che aspettava l'opposizione, il Copasir, si è dovuto dimettere tutto il Consiglio perché Volpi non si voleva dimettere da Presidente, tra l'altro alleato quindi della Lega. Quindi mi sembra una situazione un po' difficile, complicata. C'è sicuramente un centrodestra da ricostruire, però le basi devono essere diverse. Noi siamo leali, siamo rispettosi delle istituzioni e soprattutto degli alleati. Allo stesso modo pretendiamo dagli altri, perché ad oggi chi è andato ad allearsi con PD e 5 Stelle per spartirsi le poltrone non è stata Fratelli d'Italia. Chi ha scelto un Presidente della Repubblica differente dalla rosa di nomi proposto dal centrodestra non è stata Fratelli d'Italia, sono stati altri. Chi addirittura ha impallinato la Casellati, che era il nome del centrodestra, non è stato Fratelli d'Italia, per cui... Quindi secondo lei, Borgia, il centrodestra è ancora un po' sotto scacco di Forza Italia? Diciamo che il centrodestra, come ha detto Giorgia Meloni, deve ripartire con nuove condizioni, con nuove regole di ingaggio, perché ad oggi purtroppo il sistema è bloccato. Non è possibile che noi da soli facciamo opposizione riguardo a delle scelte che non vengono condivise non solo da Fratelli d'Italia, ma dalla maggior parte dei cittadini italiani. Perché noi pretendiamo una parola grossa, chiediamo a gran voce di poter votare, perché la gente è stanca, è stufa di scelte e decisioni calate dall'alto. Draghi poteva essere un'opzione, tenuto conto che, come sa, non ero favorevole alla sua elezione, ma se fosse stato per andare a votare sarebbe stato un nome condivisibile, ecco.
Detto questo, bisogna cercare di ripartire con nuovi orizzonti anche sui comuni, sulle amministrazioni, perché non è possibile che se tutte le amministrazioni, dico in Veneto come anche da altre parti, ogni qualvolta bisogna sedersi ad un tavolo c'è qualcuno che pretende che tutti i candidati sindaci siano loro, insomma. Mi sembra veramente, cioè se siamo alleati lo siamo veramente, si discute, si trova il candidato migliore, che sia della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, di Cambiamo, di Coraggio Italia. Bisogna fare delle scelte oculate. Quindi secondo lei quello che è accaduto avrà anche delle ricadute a livello locale? Insomma, si voterà a breve a Padova? Credo Verona e Padova credo siano escluse, perché credo ci sia stato trovato un accordo prima dell'elezione del Presidente della Repubblica, però devo dire che, come dire, mi aspetto sempre di tutto in generale dalla politica, però immagino che da qui in avanti il paradigma debba cambiare, ma so che il nostro senatore De Carlo, nonché coordinatore regionale del Veneto, è già all'opera per far sì che in alcuni comuni Fratelli d'Italia possa esprimere dei candidati sindaci di centrodestra con una coalizione di centrodestra. Allora vi faccio vedere, insomma, vi faccio ascoltare invece le parole dei trevigiani. Ieri li abbiamo ascoltati proprio su questo, no? Chiedendo loro se questo Mattarella bis sia una sconfitta o una vittoria della politica. Sentite che cosa ci hanno risposto, poi commentiamo insieme. Certo, era quello che speravo, perché è stato un presidente nei 7 anni che ha governato ottimo. Questo è il fallimento della politica, tante beghe, tanti problemi, e poi il prolungare il lavoro e i soldi che prendono. Molto contenti, va benissimo. È un fallimento della politica, ma nello stesso tempo mi fa piacere che sia andato almeno Mattarella, una persona di spessore. Non c'era nessun altro in grado di poterlo sostituire, secondo lei? Io per queste elezioni avrei voluto una donna che ci rappresentasse. Non siamo né contenti né scontenti. Chi secondo lei ha giocato male le carte? Chi l'ha delusa? La sinistra perché non ha espresso sostanzialmente, non ha avuto un confronto con la destra. Sono contenta che sia lui meglio di altre proposte, insomma. Dei nomi che erano emersi, nessuno l'aveva convinta? No. Poco coraggio, e secondo me Salvini ha sbagliato un'altra volta la manovra e ha dato adito alla sinistra ulteriormente. È che non si mettono d'accordo, è una cosa vergognosa. Hanno fatto una figura da chiodi, si può dire? È una vittoria per la collettività nazionale, è una sconfitta per tutti coloro che fingono di fare le cose e invece ne fanno un'altra. È tutto un teatrino del patronato. Lei sapeva che sarebbe... No, essere come gli altri stati, Francia, Germania, presidenzialismo e basta. Mattarella secondo me è l'unico presidente che ci può rappresentare in questo momento. E Mattarella si è sacrificato. L'ha detto anche lui che i suoi progetti erano altri, dunque penso che sia una situazione vergognosa comunque. Insomma, l'hanno definita una situazione vergognosa. Baldin, sono da lei. In tante persone, insomma, che abbiamo ascoltato avrebbero voluto la scelta coraggiosa di una donna, ma in generale ha apprezzato Mattarella, ma ha visto un po' come il fallimento della politica. Cosa ha fallito secondo lei il Movimento 5 Stelle? Poi lo chiedo a tutti ovviamente, non sono... In realtà io credo che Conte abbia agito bene fin dall'inizio, poi se non si è riusciti ad andare su un nome proposto dal Movimento 5 Stelle, questo è un problema di chi magari fino a un minuto prima tendeva per il sì e poi ha cambiato rotta. Adesso bisognerebbe capire effettivamente come sono andate le cose all'interno e spero che il tutto verrà chiarito a breve.
Diciamo che in effetti, come hanno sostenuto i cittadini che abbiamo appena sentito, c'è stato un fallimento della politica, però insomma c'è andata anche bene, perché rispetto a come stava andando a finire la situazione, è un bene che ci sia Mattarella ancora Presidente della Repubblica, è un bene che sia rimasto Draghi per continuare l'azione di governo e portarci fuori, si spera il prima possibile, da questa crisi mondiale, da un'epidemia che prima o poi dovrà finire, e speriamo insomma di avere una politica alta in modo tale da riuscire anche a fare il bene del Paese, a utilizzare al meglio i 200 miliardi rotti dell'Unione Europea. Questo è l'auspicio che tutti noi possiamo fare, però le intenzioni originali sappiamo erano diverse, bisognava trovare un accordo su un'altra figura e spero che non ci sia la volontà di fare da traghetto a Draghi il prossimo anno, quando insomma si andrà a elezioni, perché questo sarebbe veramente, a mio avviso, anche disdicevole. Abbiamo scelto un nuovo Presidente della Repubblica, io spero rimanga altri 7 anni Mattarella, che ha fatto sicuramente un buon lavoro ed è amato dagli italiani, e il prossimo Parlamento insomma deciderà chi sarà il prossimo premier. Senta, ma il Movimento 5 Stelle è pronto per la campagna elettorale del 2023? Insomma, prima si diceva che questa maggioranza in qualche modo è tenuta su dall'emergenza sanitaria ed economica. È pronto il partito, secondo lei, per andare alle elezioni? Ha ben chiaro il leader, ha ben chiari gli obiettivi? Perché a noi quello che arriva è una situazione ancora un po' di difficoltà. Sì, io vedo un po' di confusione in generale all'interno di tutti i partiti. Abbiamo visto anche, io ho letto subito le dichiarazioni di Meloni, La Russa, subito dopo l'accordo su Mattarella, che parlava di centrodestra spaccato. Anche nel centro-sinistra ci sono chiaramente delle questioni da affrontare il prima possibile. Credo che il leader ci sia e io lo sostengo pienamente, che è Giuseppe Conte. Poi che sia pronto il movimento ad andare alle elezioni, questo lo vedremo. Insomma, si parla adesso di una risistemazione all'interno del movimento, insomma sono stati fatti dei passi in avanti sul fronte dell'organizzazione interna, di una struttura che fino ad oggi non c'è mai stata, e questo, devo dire, è stato anche il nostro vulnus più grande, perché effettivamente ci sono persone che si sono allontanate dal territorio perché non c'era una struttura, chiamiamola così, capace di fare un po' da punto di aggregazione di tutte le varie richieste provenienti dal territorio. Quindi su questo si deve ancora lavorare molto, abbiamo però del tempo a disposizione, dobbiamo investirlo nel migliore dei modi, al massimo, insomma, direi. Sperando insomma di riuscire, come dicevo prima, ad arrivare alla fine di questa legislatura ottenendo i migliori risultati per il Paese, sfruttando al massimo i soldi che abbiamo a disposizione in progetti seri, concreti. Senta, ma insomma, se le chiedessi se lei preferisce Conte o Di Maio, visto che insomma le posizioni sono diverse, è evidente. Lei da che parte sta? Inizialmente parlavamo di Maiani e Contiani, lei dov'è? Dove si colloca? Io credo che creare divisioni in questo momento non sia opportuno. Dobbiamo cercare di collaborare tutti insieme, di venirsi incontro se vogliamo rafforzare il Movimento 5 Stelle. Se invece lo vogliamo dividere, creiamo soltanto un problema a tutti quanti. Allora Bano, invece sono con lei adesso, perché anche qui lei insomma, è diventato anche particolarmente popolare, perché lei per la prima volta, quando si è palesata la candidatura di Francesco Pedin come bandiera del centrodestra per le comunali di Padova, insomma lei ha detto no, non è un volto della Lega, avrei preferito, lei l'ha detto subito, Roberto Marcato, assessore alle attività produttive della regione del Veneto. Allora anche qui andiamo alle ricadute sul territorio. Sì, no, alcune considerazioni. All'epoca, quando ho rilasciato l'intervista, non c'era ancora il candidato Pedin, non esisteva. Cioè, si sapeva un pochino però. No, ma si sapeva, non è l'ufficialità, cioè, nel senso che girava questo nome. Dopodiché una domanda che mi è stata fatta, visto che io sono con Termini a Padova, cioè quindi ho i servizi integrati con Padova, come il trasporto pubblico locale ed altro, mi è stato chiesto chi avrei visto bene come candidato sindaco di Padova. Forte di un sondaggio, tra l'altro, fatto dal vostro editore, che era
l'ingegnere Yiannopoulos, ho detto Roberto Marcato. Cioè, Roberto Marcato, e tra l'altro facendo un nome di un esponente del mio stesso partito, perché Marcato piaceva e c'era questo sondaggio dove lo dava assolutamente vincente nelle periferie. Quindi ho detto, tra una fotocopia, una coppia, ho sbagliato il termine, una brutta coppia ma inteso proprio come coppia, e l'originale, e la gente voterà sempre l'originale, quindi tanto meglio se partiamo con una figura che può piacere o non piacere, ma assolutamente era riconosciuta. Cioè, Marcato è iperconosciuto e quindi non era neanche difficile farlo conoscere, non era difficile fare anche 10 incontri al giorno, perché siamo delle macchine da guerra quando ci mettiamo noi in petto della Lega a fare banchetti, comizi, eccetera, siamo assolutamente operativi. E poi Marcato comunque piaceva. la Lega lo appoggerà, insomma, Peghin appoggerà la candidatura di Peghin. Certo, ma vede, adesso che c'è l'ufficialità, a quel punto là, zitti e muti, e si corre su Peghin, e dopo se ne trarranno le, diciamo, vedremo quali sono i risultati. Ma c'è stata l'ufficialità a posteriori, ma in quel momento là non c'era assolutamente l'ufficialità di Peghin, quindi è stato chiesto in maniera molto chiara chi avrei visto bene. Io ho espresso la mia opinione, cioè fa parte della dialettica politica. Rimane l'esigenza, insomma, da parte della Lega, e lei l'ha detto anche prima, di tornare ai congressi. Certo, a una discussione, ma non possiamo sapere dai giornali, dagli articoli, che il candidato era già stato deciso a marzo. Ma chi è che lo sapeva? È una roba incredibile, io non ho mai visto una cosa del genere. Di solito avvengono delle proposte, avvengono delle discussioni, dopo ci sono i vari tavoli provinciali, regionali, nazionali che fanno una sintesi, ma quantomeno se ne discute. Cioè, questo è l'ABC da quando sono entrato in Lega, sono 12 anni che sono in Lega, le proposte vengono fatte dalle sezioni, dalle circoscrizioni, dai provinciali, e dopo viene fatta una sintesi. Quindi non vedo assolutamente nulla di anomalo. Tra l'altro, voglio essere chiaro anche qua, io ad oggi non ho avuto nessun tipo di provvedimento, dopodiché se mi arriva fra 3 secondi questo non lo so. Noi abbiamo la registrazione, abbiamo tutto, qui. No, appunto, cioè io a oggi non sono depositario di nessun intervento. E non lo sarà sicuramente, insomma. Non lo so, allora io sono un sindaco eletto e mi occupo di fare amministrazione, e sono anche un militante della Lega. Dopodiché mi spoglio del ruolo da militante e faccio l'amministratore del mio comune, perché i cittadini mi hanno dato un mandato chiaro. Ma io non disconosco la mia appartenenza, la mia storia. Cioè, sono stato militante della Lega, sono stato consigliere di minoranza, sono stato vicepresidente vicario della provincia di Padova, e adesso faccio il sindaco. E quindi se qualcuno mi fa una domanda, io ci metto sempre la faccia e do la risposta. Tra l'altro Gentilini comunque ha fatto un'analisi perfetta, un'analisi strepitosa. Secondo me, per ritornare al discorso del Quirinale, comunque è stato sottovalutato un altro aspetto che era fondamentale, che è lo stipendio che arriva a fine mese. Cioè, tu, sapendo già che c'è il taglio dei parlamentari, sapendo già che spostando alcuni elementi come Draghi o nominando un altro Presidente della Repubblica crei un terremoto, a quel punto là ha prevalso lo spirito di sopravvivenza dei parlamentari. Che è una cosa che hanno notato infatti anche i cittadini che avete sentito prima. Non mi deve attendere, poi passo subito la parola a Borgia, ma stiamo per collegarci con la nostra Ilaria Marchiori. Vediamo se è già collegata con noi, perché come vi avevamo anticipato all'inizio, oggi è una giornata in cui abbiamo tante notizie di cronaca da raccontarvi, a partire dall'incidente tremendo che c'è stato ieri sera, in cui hanno perso la vita 2 donne. C'è un'altra notizia di cronaca che ci porta nel veneziano, dove un'anziana madre di 81 anni ha colpito a martellate la figlia alla testa. Eccola qua, Ilaria, buongiorno. Ci racconti un po' i dettagli di quello che è accaduto?
Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. È un episodio davvero angosciante. C'è stata questa lite furiosa ieri pomeriggio, poco dopo le 14:30, in cui questa madre di 81 anni ha preso a martellate la figlia di 56 anni. Si tratta di 3 colpi che questa donna ha dato alla testa della figlia. Fortunatamente la figlia però è riuscita a fuggire fuori casa, perché è successo tutto in questa abitazione di Mestre in zona Bissuola, e a chiedere aiuto. A quel punto i vicini hanno immediatamente chiamato la polizia, che poco dopo è accorsa sul posto, mentre la 56enne si trovava in strada in una maschera di sangue, perché ovviamente le botte sono state pesanti. Le ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo della 118, dopodiché i sanitari le hanno fornito le prime cure proprio lì sul posto e l'hanno portata in ospedale, dove è ricoverata tuttora in prognosi riservata. Al momento le informazioni che abbiamo di poco fa, le condizioni non sarebbero gravi, però comunque la prognosi resta riservata. Una volta in casa poi gli agenti di polizia hanno chiesto alla donna che cosa fosse accaduto. Nel frattempo lei aveva ripulito tutto e in tranquillità ha detto che lei non sopportava più la figlia e che volontariamente, proprio volutamente, l'ha detto con davvero consapevolezza, lei non la sopportava e quindi le ha tirato questi 3 colpi alla testa. Tutto sembra scaturito dal fatto che la figlia, che non si vuole vaccinare, era in casa ormai perennemente in smart working, e la sua presenza avrebbe in realtà gravato sulla madre. Queste le prime informazioni che abbiamo ad oggi. Quindi probabilmente la donna sotto stress, in qualche modo intollerante, vogliamo metterci anche con tutta probabilità lo stress che molte persone hanno accumulato in questi 2 anni di pandemia. Ha pensato, anzi ha voluto proprio fare questo gesto. Tra l'altro, dopodiché, dopo la donna è stata arrestata, ora si trova agli arresti domiciliari, vista anche l'età, perché stiamo parlando di 81 anni. Sono stati fatti anche tutti gli accertamenti psichiatrici e psicologici del caso, e in realtà la donna è risultata perfettamente lucida, proprio come aveva detto lei stessa, con la sua consapevolezza. Dunque il suo gesto era intenzionale. L'arresto ovviamente è per tentato omicidio. Non ci resta che sapere quali saranno le condizioni della figlia e ovviamente quali saranno anche i passi successivi di questa vicenda, che lascia davvero sconcertati, proprio anche non solo per le modalità, non solo perché si tratta di un'anziana che va a colpire la figlia, ma soprattutto per il fatto che lo fa volutamente e che appunto non si è pentita. Quindi un gesto che lei ha detto di aver voluto fare proprio perché era esasperata, perché non ce la faceva più. Naturalmente queste sono le informazioni che noi abbiamo, privacy permettendo, perché ovviamente non si può scavare troppo in fondo alla vicenda, sia perché la donna, l'anziana, si trova agli arresti domiciliari, sia perché invece la figlia è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Grazie Ilaria. Queste tutte le notizie che noi abbiamo al momento. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori in collegamento da Venezia, grazie per questo aggiornamento. Arrivederci Ilaria, buon lavoro. Io torno agli ospiti, che ringrazio insomma per essere ancora con noi, e voglio farvi vedere come hanno reagito le prime reazioni, le prime dichiarazioni delle categorie economiche alla rielezione di Mattarella, per poter fare un nuovo giro di chiacchierate e commentarle assieme, partendo da Claudio Borgia, quindi Confartigianato, Confcommercio, Unioncamere. Che cosa hanno detto? La rielezione del presidente Mattarella per il Paese è una certezza, ma certamente il teatrino che abbiamo visto in questa settimana è sconfortante. Le parole sono di Mario Pozza, presidente Unioncamere, che dall'estero affida a queste righe il pensiero che raccoglie il sentimento di tutto il mondo camerale. Mi sembra che ci sia uno scollamento, dice, tra il Paese e i partiti. La frustrazione è mia e delle delegazioni di imprenditori che mi sta accompagnando in questo viaggio. Ugualmente severo il giudizio di Ascom Confcommercio, con il presidente Federico Capraro, che
oltre alla stabilità chiede ora all'asse Mattarella-Draghi di fare un passo avanti. L'Italia non è riuscita ad esprimere una soluzione politica. La politica perde ancora a causa dei partiti che sono incapaci di fare politica perché in costante campagna elettorale, soprattutto in questo periodo in cui invece c'è bisogno di interventi importanti per il Paese. È una politica che dimostra di offrire alcune garanzie ma di non credere nel futuro, nel rinnovamento, e dimostra di non avere coraggio. Questa è una politica di slogan, ho paura che anche il PNRR stia diventando uno slogan, quando invece le risorse dovrebbero essere impiegate per rimettere mano a questo Paese. Di spettacolo poco edificante parla anche Patrizio Bertin, rappresentante del mondo del commercio veneto. Il ticket Mattarella Presidente, Draghi Premier è in questo momento l'unico che possa garantire la stabilità di cui ha bisogno il Paese, aggiunge. L'esito delle votazioni alla Camera di questa settimana dimostra ancora una volta la crisi di un sistema politico. E alla continuità fanno appello anche gli artigiani. Mattarella, dice Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, è una garanzia per la governabilità dell'Italia e per l'attuazione delle misure necessarie a far ripartire lo sviluppo. Confidiamo, conclude Bernardi, che il mondo della politica guardi al gesto del Presidente come ad un esempio a cui tendere. Claudio Borgia, eccoci. Allora, in qualche modo un po' un commento. Tutti dicono che la situazione politica è faticosa, una situazione molto faticosa, spettacolo poco edificante, e le leggo proprio le parole di Salvini di oggi, che dice: dobbiamo federarci e per federarci abbiamo bisogno di superare gli egoismi, non annullando ma valorizzando le nostre differenze. Cioè, a margine di quello che è accaduto, questa è la proposta sostanzialmente, questo è l'amo che tira, che lancia Salvini a Fratelli d'Italia. E Fratelli d'Italia secondo lei come risponderà? Meloni come risponderà? Guardi, credo che l'errore più grande della nostra vita politica, anche se io sono ancora un ragazzo, perché o almeno mi considero ragazzo visto i miei 35 anni, è stata quella di sciogliere Alleanza Nazionale ed entrare nel PDL. Ecco, quello è stato l'errore più grande, l'errore politico più grande che noi di Alleanza Nazionale abbiamo subito, per cui credo che né Giorgia Meloni né la classe dirigente dei Fratelli d'Italia accetteranno mai nessun tipo di federazione o di entrare in un contenitore che non sia il nostro, dove gli ideali sono chiari, i valori sono chiari. L'alleanza e le discussioni ci possono essere, gli accordi trasversali all'interno del centrodestra ci possono essere, non certo con 5 Stelle e PD, anche perché lo diciamo da sempre. Noi siamo coerenti e leali. Abbiamo sempre detto che non avremmo mai governato con il PD e con i 5 Stelle, così sta succedendo. Abbiamo dato un nome chiaro, una persona di spicco, tra l'altro che non era delle fila di destra, di Fratelli d'Italia, anzi era una personalità importante del panorama come dire, culturale e soprattutto del settore della giustizia, che era Carlo Nordio. Quindi noi abbiamo fatto un nome importante che poteva essere accolto. Dall'altra parte, parlo di Letta e Di Maio e Conte e dal centro-sinistra, è arrivato un no perentorio a tutti i nomi proposti, quindi non solo ad una personalità importante come Nordio, ma agli altri 22 nomi che sono stati fatti. Come dire, era il loro obiettivo, era quello di dire no, 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 no e solo no. Perché? Perché per loro il Presidente della Repubblica o deve essere di centrosinistra, come è stato negli ultimi 60 anni, oppure deve essere un burocrate. Per cui questo è il loro leitmotiv, la loro filosofia di pensiero. Noi invece pensavamo di proporre dei nomi diversi, dei nomi anche istituzionali, come è stato fatto, non sono stati apprezzati, non sono stati, come dire, accettati. Abbiamo preso atto, di sicuro noi non abbiamo fatto parte del teatrino, anzi noi siamo stati come sempre corretti e leali. Dopodiché mi fa sorridere il Movimento 5 Stelle che esulta sul nome di Mattarella quando insomma 5 anni fa volevano come dire, accusarlo di alto tradimento. Ricordo un video esilarante perché Di Maio
si può parlare solo in questi termini, esilarante di Di Maio che voleva mettere in stato d'accusa il presidente Mattarella. Ecco, vede, la distinzione tra noi e loro è proprio questa. Noi abbiamo discusso su chi potesse essere il Presidente della Repubblica, sono stati fatti dei nomi. Bene, da qualche giorno il Presidente della Repubblica, anzi da domani, perché giura domani se non sbaglio, è Sergio Mattarella. Noi uomini e donne di destra abbiamo cultura di governo, sappiamo cos'è il rispetto delle istituzioni, per cui non possiamo che augurare un buon settennato, un buon mandato al nostro nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E poi si parte con la campagna elettorale comunque, no? Tra poco. Beh, la campagna elettorale credo che partirà il prossimo anno. Noi non facciamo campagna elettorale vita natural durante come qualcuno. Noi poniamo delle questioni, abbiamo ideali, abbiamo valori, amministriamo, perché vede, io questa mattina è dalle 6:30 che sono a sopralluoghi, sono in giro per il mio comune e finirò questa sera tardi. Come me tantissimi amministratori di Fratelli d'Italia in Veneto e in tutte le regioni d'Italia che hanno come obiettivo quello di risolvere i problemi dei cittadini. È interessante, no, notare la distanza, no, in qualche modo che c'è tra chi amministra, chi è stato eletto, chi amministra il territorio. Poi insomma anche, siamo anche collegati con Bano e che cerca anche un po' di interpretare il comportamento del proprio leader invece da Roma. A proposito, lei ha nominato Di Maio, il giornale pubblica su Twitter una valanga di hashtag Di Maio out, quindi sta venendo fuori anche questo, no? All'interno del Movimento 5 Stelle, perché poi anche qui il Movimento 5 Stelle, che ha una base così diversa, diversificata e che sa utilizzare bene i social network, insomma in questi giorni vedremo come si esprimerà. Baldin. Stavo leggendo anch'io questa notizia e pare, insomma, qualcuno dice che sia un fake, che in realtà sia sempre la stessa persona. Si vedrà, insomma, ci saranno delle indagini su questo. Però vorrei replicare un po' al collega di prima, collega di Fratelli d'Italia. In realtà quello che abbiamo visto, insomma, che perlomeno ho visto io, è un film diverso, ovvero all'inizio il centrodestra, se ancora vogliamo definirlo centrodestra, unito, ha fatto delle proposte ma completamente in solitaria e questo sappiamo essere il modo giusto per bruciare i nomi dei candidati, perché se tu vuoi avere delle possibilità di portare il tuo nome davanti alla concreta possibilità e effettività di essere Presidente della Repubblica, devi condividerlo con gli altri rappresentanti della maggioranza in modo tale da avere una base di voti che ti consenta di eleggerlo Presidente della Repubblica. Quindi in questo caso il centrodestra non ha fatto questo tipo di operazione. Quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle insieme ad altri è stato proprio quello di mettere sul piatto alcuni nomi che sono stati inizialmente anche condivisi. Ad esempio anche la Meloni aveva condiviso il nome della Elisabetta Belloni e questa credo sia il modo più giusto di cercare di lavorare insieme in squadra. Quello che abbiamo visto è che effettivamente, proprio parlando di squadra, i partiti non sono stati in grado di adempiere a questa parola e ognuno è andato un po' per i fatti propri e non si è arrivati alla fine a quella che sarebbe stata la soluzione auspicata, insomma, dalla stragrande maggioranza degli italiani, e non a un sacrificio da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, perché di questo si è parlato, lo ha detto lui stesso, che per senso di responsabilità ha dovuto accettare, nonostante la sua iniziale indisponibilità. Io credo che se si fosse lavorato bene fin dall'inizio non saremmo arrivati a una conclusione di questo tipo, ma detto ciò bisogna anche certificare che la figura di Mattarella è assolutamente di altissimo livello, ha saputo insomma dimostrare capacità mirabili in questi ultimi 7 anni. Anche la figura di Draghi credo sia assolutamente d'eccellenza e quindi capace insomma di portarci alla fine di questa legislatura con risultati ottimi.
Diciamo che dall'altro punto di vista la politica insomma deve ancora maturare tanto e questo lo vedremo in seguito, cercando di fare, come vi dicevo, squadra tra di noi e non cercando di dividerci ad ogni piè sospinto. Quindi questo è l'auspicio che io farei per tutti quanti, al di là delle polemiche personali, insomma, ovviamente una dialettica politica c'è in ogni ci deve essere. Ci deve essere. Si spera però che alla fine si arrivi ad unità. Grazie Baldin, devo fare l'ultimo passaggio con Bano prima di salutarvi. Le piace la parola federarci? Ci dobbiamo federare, come ha detto Salvini, perché è una parola cara alla Lega. Ultimamente, cioè proprio, diciamo, se parliamo di alleanze, assolutamente sì. Se parliamo di rifare il PDL 2.0, 4.0, Dio me ne liberi e scampi, cioè, troveranno in me un assoluto oppositore. No, assolutamente, noi veniamo da una storia diversa, cioè, noi parliamo di autonomia, noi parliamo di amministratori, parliamo di Zaia, parliamo di sindaci, parliamo di grandissimi, insomma, di tantissime persone che stanno lavorando sul proprio territorio e non si fanno le maggioranze, cioè non si fanno i partiti a freddo facendo una somma automatica magari per mettere in difficoltà diciamo l'alleato interno tipo Fratelli d'Italia. Secondo me è una strada completamente sbagliata che abbiamo già visto. Okay. Caso diverso però è presentare il centrodestra unito, cioè allora dove ci presentiamo uniti nella stragrande maggioranza delle volte abbiamo sempre portato a casa il risultato. Allora oggi serve secondo me preservare questo schema e quindi bisogna ricucire con gli alleati, fare una verifica interna, intanto diciamo fare un po' di registrare e ricollegarsi col territorio, riallacciare i rapporti che devono essere assolutamente paritari sia con Forza Italia che con Fratelli d'Italia e giustamente dopo da là partire. Faccio l'esempio che ci ha provato a vincere contro il segretario del PD regionale del Veneto 90 Padovana, che era secondo me quasi impossibile, è quello di partire da un sondaggio. Cioè il candidato giustamente non deve essere o della Lega o di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, ma deve essere il candidato più forte dentro da un sondaggio sulla quale si può costruire il progetto per portare a casa il comune. Da là dobbiamo ripartire tutti quanti. Questo io chiedo che venga fatta una discussione su questo, dopodiché alla gente in questo momento che ha problemi di aumento delle tariffe, aumento dei materiali come le aziende, aumento di tutto, queste beghe politiche non interessano e la mia grande preoccupazione sarà che purtroppo andranno a votare solo una minima parte dei cittadini e non posso che dargli ragione. Questo è un altro tema. Se è il caprino della politica, io per primo mi faccio delle domande su dove vogliamo andare. E questo è un altro tema. Grazie davvero ai miei interlocutori Marcello Bano, Lega, Giacomo Possamè, Partito Democratico, che ci ha lasciato prima, Erika Baldini, Movimento 5 Stelle, Claudio Borgia, Fratelli d'Italia. Grazie davvero per la vostra disponibilità e questa chiacchierata assolutamente interessante. Arrivederci e buona giornata. Allora, io ho già collegata la nostra Chiara Gaiani da Padova e quindi se siete d'accordo in regia vado subito da lei così non la facciamo attendere, datemi l'ok. Altrimenti andiamo prima con meteo e pubblicità in modo insomma da non far attendere la nostra Chiara. Meteo e pubblicità, a tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Pressione in calo sull'Italia, qualche pioggia bagnerà il centro-sud, mentre sul nostro territorio ancora tempo stabile. Vediamo il dettaglio di lunedì 31 gennaio. Sul Veneto alcune nebbie fino all'alba nelle zone di pianura, in dissolvimento poi nel corso della mattinata ma in nuova formazione di sera. Nel pomeriggio invece prevarrà il sole come vediamo. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 5-8 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso stessa situazione, frequenti riduzioni della visibilità al mattino, a seguire però più sole. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 6-8 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a -1-4 gradi, massime sui 13 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci ben ritrovati, 13:38, questa è la seconda parte della nostra prima edizione. Avete visto, siamo partiti con la cronaca, il tremendo incidente stradale che c'è stato lungo la 28, sono morte purtroppo 2 donne, 20 e 26 anni, però stiamo davvero tutti pregando per i 2 bambini, il neonato ricoverato in terapia intensiva e la piccolina di 2 anni, lo schianto tremendo ieri sera intorno alle 20, sul posto per noi c'è il nostro Lucio Zanato, le 2 vittime risiedevano, una a Conegliano, l'altra a Mareno di Piave, l'incidente è avvenuto in zona Azzano Decimo, ecco queste sono le condizioni dell'automobile e ci sono 2 bambini che stanno lottando e ovviamente noi lottiamo con loro. Poi ci sono altre notizie di cronaca, ve le daremo tra poco, abbiamo fatto una bella pagina politica per discutere un po' e vedere quali sono le ricadute dopo questa elezione al Quirinale che di fatto ha riconfermato Mattarella e poi insomma c'è anche, vi dobbiamo dare la notizia che da domani cambieranno molte cose e lo facciamo insieme alla nostra Chiara Gaiani che è collegata da Padova perché da domani servirà il Green Pass base per fare molte cose. Chiara, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, servirà il Green Pass base per entrare in molti negozi, non si parla ovviamente di negozi di alimentari o di supermercati, ma non servirà neppure nelle farmacie, ma servirà per esempio anche per entrare negli uffici pubblici e noi siamo proprio nella zona del comune di Padova, nella sede principale a Palazzo Moroni, perché abbiamo cercato di capire come si è organizzato il comune. Saranno predisposti dei totem non già dalla giornata di domani ma da venerdì che saranno posizionati negli uffici del comune dove c'è maggior ingresso di persone e su questo totem sarà possibile appunto controllare il Green Pass base. Abbiamo anche cercato di capire se la gente conosce bene tutte le regole e come sempre insomma c'è chi è informatissimo e chi purtroppo non sa neanche che cosa accadrà a partire da domani. Abbiamo avvicinato anche un edicolante che ci ha raccontato cosa dicono non solo i suoi colleghi ma anche per esempio chi gestisce una tabaccheria dove bisognerà presentare il Green Pass o altri negozi, raccontandoci proprio le difficoltà di questi settori che magari si trovano ad avere 4-5 persone contemporaneamente. Sappiamo che all'interno non possono entrare, però magari sono fuori, insomma magari se è una persona sola, insomma ci sono delle difficoltà nell'applicazione di questa nuova norma. Ti aggiungo anche che in Comune a Padova domani ci sarà un incontro anche con le rappresentanze sindacali perché dal 15 febbraio parte l'obbligo vaccinale per gli over 50 e quindi tutte le persone, tutti i vari organismi, anche le imprese si stanno organizzando proprio per verificare il rispetto di questa norma. Chiara, grazie per aver ricordato insomma questi punti saldi. Intanto tra l'altro oggi appunto c'è il Consiglio dei Ministri, quindi anche qui cercheremo di capire quali saranno le novità che pare riguarderanno soprattutto le discoteche. Grazie Chiara Gaiani, buon lavoro. A voi. Arrivederci. Allora avete sentito, Chiara ha ricordato anche l'obbligo vaccinale per gli over 50, sono 160.000 in tutto in Veneto, circa 22.000 ci ha raccontato il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, 22.000 nel bacino dell'ULSS 2, dunque della Marca trevigiana. Quello che entrerà in vigore a partire da domani ovviamente mette molti in confusione, c'è stata la polemica legata appunto come avete sentito dagli edicolanti ma anche e soprattutto ai tabaccai. Allora noi questa polemica in qualche modo l'abbiamo un po' raccolta, guardate il servizio.
Uno dei temi più caldi e discussi al momento è l'obbligatorietà dal 1 febbraio di esibire il Green Pass all'interno di edicole e tabaccherie. Questo è quanto prevede l'ultimo DPCM firmato dal Premier Draghi. E c'è chi è contro. Si perde più tempo a tirar fuori il Green Pass che a rimanere in edicola per acquistare il giornale, dove si perdono circa 5 minuti scarsi. Chi è combattuto? Per quanto riguarda, diciamo, la sicurezza, sicuramente va bene perché diciamo, è una sicurezza appunto che dà a tutti i cittadini. Mentre per quanto riguarda il discorso del lavoro vero e proprio, diciamo, può creare soprattutto a me dei problemi perché avendo un negozio molto piccolo, appunto, mi può creare disagi per me e anche per la gente che magari può aspettare fuori. Comunque, se le regole sono queste, ci atteniamo alle regole, insomma. Ma anche chi è a favore dell'obbligatorietà. Io, come molti miei colleghi, sono favorevole al Green Pass perché è una misura che permette a tutte le attività di restare aperte. È chiaro che è difficile poi scaricare il controllo sugli esercenti, come è stato per i bar, e per noi è ancora più difficile per la quantità di persone con cui veniamo a contatto ogni giorno. Dovrebbe essere non a nostro carico, così come la sanzione. Invece che i 400 euro al cliente e 400 euro all'esercente, 800 euro a chi non entra senza Green Pass. Penso che se ci sono delle regole sono da seguire per tutti. Quindi se dobbiamo usare il Green Pass lo usiamo. Sicuramente porterà delle difficoltà, si superano. Avete sentito? Insomma, questo è un po' quello che dicono le persone. Poi noi ovviamente domani con le nostre telecamere saremo fuori ai negozi per vedere insomma, se ci saranno intoppi, problematiche, se questa richiesta della nuova certificazione verde anche per andare a fare le compere rallenterà un po' il lavoro e quindi creerà delle code, se ci saranno anche delle polemiche. Cercheremo di capire anche questo. Ora però voltiamo pagina. Vogliamo tornare alla morte di Carlo Alberto Conte, il 12enne, lo ricorderete, che ha perso la vita, ha avuto un malore mentre era davvero gli ultimi 300 metri della corsa, la gara di atletica che stava affrontando, la sua prima gara, è stato colto dal malore, il suo cuore non ha retto e Carlo Alberto è morto il giorno dopo. Vi abbiamo raccontato questa storia, abbiamo dato voce anche alle tante persone che lo hanno conosciuto, soprattutto i suoi allenatori, e poi vi ricordo anche che il suo cuore sarà analizzato dal laboratorio di anatomia patologica dell'Università di Padova, diretto dalla dottoressa Cristina Basso, e sicuramente queste analisi aiuteranno i cuori di tanti altri piccoli atleti per scoprire che cosa non ha funzionato. Vi ricordo anche che i funerali di Carlo Alberto saranno domani alla Basilica del Santo. Di Carlo Alberto continuiamo a parlare, ma lo facciamo con un altro ospite, con la psicologa dello sport, membro della consulta ovviamente della psicologia dello sport, la dottoressa Marcella Bonus. Marcella, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per essere qui con noi. Allora, noi l'abbiamo invitata in qualche modo perché la storia di Carlo Alberto Conte ha lasciato nello sgomento in tanti, soprattutto tante famiglie che avvicinano i loro figli allo sport, anche in qualche modo all'agonismo, e affidano i loro figli ai vari medici per le visite mediche, i vari step. E poi una notizia come questa lascia davvero sgomenti. Allora, partiamo da qui. Sì, questa è sicuramente una notizia che lascia sgomenti tutti, sono quelle notizie che non vorremmo mai venire a conoscenza, mai leggere, ma però purtroppo questo accade. Però proprio in questo momento di incertezza è anche importante mettere un po' di ordine, cercare anche di capire l'importanza che lo sport in questo momento sociale soprattutto riveste per i nostri giovani. Sia per quello che stanno passando, quindi immaginiamo al Covid, immaginiamo il lockdown, le restrizioni che hanno, quindi una perdita inevitabilmente che i ragazzi hanno avuto dei loro ritmi quotidiani, dei loro affetti, dei punti di riferimento anche educativi, immaginiamo la scuola, la DAD, è un aumento esponenziale di quelle che sono le tecnologie e i media. Invece lo sport è importante, è importantissimo, e ce lo dicono anche i genitori con l'impegno che danno e che dedicano ai propri figli nel cercare di organizzare le dinamiche familiari e portarli a fare sport tutti i giorni. Ci sono 3 aspetti importantissimi dello sport che secondo me vanno valutati. Il primo è la multidisciplinarietà,
quindi l'importanza che i bambini facciano il più possibile più sport, più attività motoria, perché questa è la via che poi li porta anche ad avere un ampio bagaglio motorio, esperienziale, ma vediamo anche emotivo, cognitivo e sociale e relazionale. Il secondo aspetto è quello della gradualità. Se noi chiediamo a un bambino che cosa gli piace fare, lui dice io voglio giocare. Se poi però glielo chiediamo un po' più avanti dice vediamo chi arriva primo. Quindi c'è una gradualità che passa dal gioco allo sport e questa necessariamente però deve tenere presente dei tempi di sviluppo, di apprendimento di ogni singolo bambino. E il terzo, che è un aspetto molto delicato, è quello della qualità degli allenatori. Gli allenatori devono comunque comprendere che non sono solo allenatori nel senso tecnico e tattico, ma anche devono essere degli educatori e devono essere dei formatori. Il passaggio dallo sport, diciamo, come un modello di vita importante per la crescita all'agonismo, poi come avviene? Anche qui tutto il passaggio legato dal punto di vista medico e sanitario, no? Che cosa si deve fare, ma anche mentale. Lei come psicologa dello sport ce lo può raccontare? Sì. Allora, questa è una domanda che spesso i genitori mi fanno, no? Come se si dovesse scegliere uno sport agonistico o non agonistico. Lo sport è agonismo, l'essere umano è un essere agonista, perché se probabilmente non fossimo stati agonisti saremmo ancora al periodo della pietra fondamentalmente. L'essere umano ama fare sport e i bambini amano farlo, perché c'è un certo punto che dicono vediamo chi arriva primo o è asino chi arriva per ultimo, quindi è insito nell'essere umano. Il problema è come l'agonismo viene vissuto, come noi adulti glielo facciamo vivere. Dobbiamo lavorare soprattutto in una fase di educazione e di prevenzione, dobbiamo insegnargli ad autoregolare tutti quelli che sono gli stati emotivi che l'esperienza sportiva permette di far vivere ai nostri figli e dobbiamo soprattutto cercare di parlare di un agonismo consapevole, che è un agonismo che non veicola solo e unicamente il valore della vittoria, ma veicola in tantissimi altri valori e poi mette l'attenzione sul miglioramento di se stessi. Perché, come dice anche una canzone, 1 su 1000 ce la fa, è solo uno che alla fine riuscirà a vincere. Quindi lo sport giovanile presumiamo e speriamo che abbia proprio come obiettivo quello del miglioramento e del superamento di se stesso, per cercare di tirare fuori tutti quelli che poi sono i talenti dei nostri ragazzi. Qui è importante il ruolo dell'allenatore, no? E qui è importante il ruolo dell'allenatore, è importante anche il ruolo che lo psicologo dello sport ha in questo caso, perché è importantissimo cercare di formare gli allenatori sul loro ruolo, perché questi sono poi quelli che accompagnano i nostri figli durante il percorso di crescita. Immaginiamo che un ragazzino entra in una società sportiva verso i 5-6 anni ed esce comunque con la maturità, quindi verso i 18-19 anni. E quindi questa è una fase importante dove noi, psicologi dello sport, dobbiamo veramente cercare di lavorare e cercare di fare cultura. A livello psicologico, no? È importante, e poi adesso lei... Le chiedo di elaborare un po' questo mio ragionamento, perché molti di questi ragazzi affrontano delle visite mediche come quella che Carlo Alberto ha fatto, e a volte una visita medica può rilevare qualcosa che non va e quindi un limite fisico, il cuore piuttosto che le articolazioni, che dirà a questo bambino no, tu non potrai arrivare fino a quel risultato lì, tu non lo potrai fare. Ecco, come si affronta questo, come si può affrontare, no? Un limite di questo tipo quando si è giovani, bambini, adolescenti? Beh, intanto c'è un bellissimo saggio che consiglio, che è scritto da un francese, Henri Laborie, che parla proprio di come l'accettazione del limite umano, perché noi siamo comunque esseri umani, è un compito importante a livello sportivo. Quindi ci sono quei limiti che noi siamo in grado di riconoscere, che quindi possiamo in qualche modo superare attraverso la fatica, l'impegno, la perseveranza, la sconfitta anche, e quelli che invece sono dei limiti che noi dobbiamo imparare ad accettare perché fanno parte della nostra fragilità. Ecco, l'importante anche è accompagnare il ragazzo in questa fase qua, capita a livello giovanile, capita anche a livello alto livello sportivo, e quindi
non so che cosa sia meglio, tra virgolette. Certo è che bisogna che a fianco di questi giovani atleti ci siano degli esperti in grado di aiutare i propri ragazzi all'accettazione di quelli che sono dei limiti naturali dell'essere umano. Poi ci sono anche dei limiti invece che però si devono superare, ad esempio per diventare campioni. Io so che lei ha seguito molti campioni che sono stati a Tokyo, quindi lei ha lavorato, no, sulle paure probabilmente, no, di non farcela anche qui. Allora, quali tasti, ovviamente è un po' riduttivo pensare di poterlo spiegare qui, ma quali tasti si toccano? Beh, si toccano fondamentalmente i tasti della fragilità dell'essere umano, perché prima di salire su un blocco di partenza piuttosto che su una pedana il cuore batte per tutti, batte per il ragazzino alle sue prime armi e batte per gli atleti di alto livello. Come psicologi dello sport noi lavoriamo con dei programmi proprio di preparazione mentale attraverso dei modelli e delle strategie che aiutano gli atleti ad affrontare quella gara che per loro è la gara della vita nel miglior modo possibile, mettendo sempre però l'attenzione su quello che è il concetto di benessere. Ecco, un concetto che deve passare, che è importante, che ci occupiamo sì della prestazione, quindi aiutiamo inevitabilmente gli atleti a perseguire quelli che sono i loro sogni, ma noi dobbiamo sempre avere un occhio attento a quello che è il benessere dell'atleta, e quindi anche lì ad accettare quelli che sono i limiti, a non andare oltre, perché se l'unico obiettivo dello sport è quello della vittoria e quando questa non arriva inevitabilmente poi abbiamo anche dei problemi a livello di benessere. Questo lo sport adesso ce lo sta dicendo, un periodo per esempio che nel calcio stanno uscendo ogni giorno notizie sul malessere di tanti sportivi, e quindi come psicologi dello sport noi dobbiamo avere questo come primo obiettivo. Ecco, dal punto di vista dell'accompagnamento allora di un giovane atleta fino insomma a dei livelli più alti, secondo lei, dietro le quinte in qualche modo in questi giorni quando ci siamo sentiti io ho parlato di visite mediche accennando un po' a Carlo Alberto, lei ha detto insomma sono visite mediche che a volte i genitori storgono il naso per far fare, sono quei soldi di visita che vengono fatti. E poi adesso scopriamo invece quanto importante può essere. È importante, importantissimo la prevenzione e l'attenzione alla salute e il benessere. Molte volte è meglio fermare un attimo il ragazzo, fare tutti gli accertamenti possibili, spendere proprio del tempo dietro un qualcosa che sembra che magari non vada, invece poi molte volte ci allarmiamo quando purtroppo invece poi le situazioni diventano sicuramente più rischiose. Quindi è importante dedicare del tempo a quello che è tutto il discorso del benessere, quello sì, che può essere molte volte un benessere fisico, molte volte può essere un benessere più mentale, quindi affettivo, cognitivo, relazionale, quindi in questo noi dobbiamo fare molta ma molta attenzione. Quanto il Covid secondo lei ha pesato proprio in questo aspetto qui? Molto. Secondo me tantissimo. Tantissimo, perché ha allontanato comunque tutti i ragazzi da quella che era la loro quotidianità e li ha privati anche di quelle che erano le loro routine. Quindi tornare da scuola, mangiare, andare a fare sport, tornare, li ha allontanati dagli affetti. Ricordiamoci che lo sport proprio è un caleidoscopio delle emozioni. Diciamo che è una delle esperienze che permette maggiormente ai ragazzi di provare delle emozioni. Li ha allontanati un po' da tutto il suo mondo e infatti la mia preoccupazione, e adesso è quello che io spesso dico ai genitori, tiriamo fuori i ragazzi dai divani, perché loro un po' adesso si sono abituati a questo loro mondo virtuale anche per necessità di famiglie, e accompagniamoli al far sport, non abbiamo paura. Tantissime società sono rigide nel protocollo del Covid, cioè c'è tanta attenzione da parte delle società. Dobbiamo solo avere come genitore, lo dico anche, la fiducia, dare la fiducia alle società. A questo proposito infatti mi collego ad una notizia che mi è venuta in mente, abbiamo dato in questi giorni, e tutto il mondo legato alle piscine, alle palestre è in grandissima sofferenza, soprattutto il mondo delle piscine, addirittura si pensa di chiudere perché non ci stanno dietro, nel senso che a causa anche delle regole legate alle quarantene ci sono
bambini, ragazzi che non possono frequentare solo perché in classe hanno avuto un contatto, quindi non perché siano positivi, però da qui è una reazione a catena e il mondo dello sport è rimasto orfano dei suoi piccoli atleti e ci sono tante società che sono proprio in crisi. Anche qui forse ci dovrebbe essere un'attenzione in più da parte di... Sì, ci dovrebbe essere un'attenzione in più, io mi permetto di dire anche da parte delle federazioni, per aiutare queste società. Noi psicologi tante volte facciamo proprio, io stesso ho fatto tanta formazione per tranquillizzare, per mettere proprio ordine anche nelle famiglie di quella che è l'importanza e di quanto le società sportive sempre più sono attente a questo. Bisogna un po' uscire però anche da questa paura, se no rischiamo anche di tenere dentro i nostri figli contaminandoli di quella che è la nostra paura. Invece i ragazzi hanno bisogno di uscire, di ritrovare le loro routine, i loro compagni di gioco, le loro emozioni quando giocano, la rabbia, la delusione, perché fondamentalmente questo è un po' quello che c'è proprio bisogno per i nostri ragazzi. E torniamo un po' al concetto di modello di crescita. Quale modello di crescita vogliamo sposare? Un modello di crescita che io tante volte definisco un po' che è quello dell'orto dei nostri nonni, dove si coltivavano frutta, verdura e si aveva cura di questo. E dovevamo essere attenti magari a non ammalarsi, bisognava sapere il tempo com'era. Però poi quando c'era il raccolto era un qualcosa che era pieno anche di tutto quello che i nostri nonni avevano messo in questo. Ecco, io penso che piuttosto che avere l'ideale del supermercato dove si va e si può comprare di tutto in velocità, io penso che lo sport debba proprio fornire questo modello qua, un modello della cura per se stessi, un modello che porta fondamentalmente i ragazzi a crescere e a sviluppare tutte quelle abilità che si stanno perdendo, che sono quelle dello spirito di sacrificio, della determinazione, della fatica, del coraggio, perché poi sono queste le qualità indispensabili per diventare un felice adulto e un buon cittadino. Certo. In ultimissima battuta, prima di congedarci, le chiedo, tante persone che hanno appunto visto e assistito a questa tragica notizia della morte del dodicenne, soprattutto le famiglie possono essere spaventate, no? Di fronte alle incognite, no? La vulnerabilità del nostro corpo, e quindi forse aver pensato di fare anche un passo indietro nel chiedere ai propri figli sforzi fisici di un certo tipo. Che cosa si sente di dire? Cioè se in qualche modo può essere nata una forma di ansia nei confronti dello sport come qualcosa che può chiedere troppo ai nostri figli, lei che cosa si sente di dire? Sì, lo sport può chiedere troppo, però dipende come lo sport viene veicolato dagli adulti, e qui torniamo un po' insomma alle società e al ruolo degli allenatori. Io penso che bisogna fortificarsi, bisogna trovare fondamentalmente quelle tossine dentro che ci aiutano e che ci permettono anche in qualche modo poi di diventare forti, sia fisicamente che mentalmente, quindi di non avere paura, di affidare i ragazzi alle società sportive, di osservarli, di essere un passo indietro i propri figli e mai avanti, e cercare di dare fiducia e speranza, perché questi ragazzi hanno proprio bisogno di fiducia e di speranza per poter crescere. Grazie, grazie a Marcella Bonus, perché insomma, è un messaggio importante che in qualche modo volevamo lanciare. Poi noi ci siamo sentite perché appunto lei ci ha raccontato di Jimbo, di Jacobs, insomma lei li conosce molto bene, e insomma anche i loro successi, no? Perché poi Jacobs quando è mancato Carlo Alberto ha anche scritto una lettera dicendo: io in questo ragazzino mi sono rivisto, in questo ragazzino che ha dato tanto, poi erano insieme, anche lui era nelle Fiamme Oro, ci hanno fatto sognare e credere che insomma i limiti si possono superare. Sì, noi abbiamo un mondo sportivo di atleti eccezionali, sia medagliati olimpici, che sono quelli che conosciamo meno, ma ce ne sono tanti altri che veramente possono essere dei modelli importanti per i nostri figli. Grazie Marcella Bonus per essere stata in nostra compagnia, psicologa dello sport, è membro della Consulta per lo Sport, che tra l'altro è neonata e ha un ruolo molto importante, no? Sì, che è proprio quello di creare e divulgare cultura, questo è l'aspetto principale. Grazie per averci aiutato a farlo anche in questa sede. Grazie Marcella. Grazie. E arrivederci. Grazie.
Vi diamo la notizia dei funerali con tutte le coordinate, i funerali che appunto di Carlo Alberto ci saranno domani alla Basilica del Santo. Mamma mia, sto bambino. Eccolo qua, lo vedete, era con le fiamme oro, questo nel post con la mamma. I funerali saranno domani alle 15 alla Basilica del Santo. Noi ovviamente saremo con loro 14:30, perdonate, nel fine settimana. Ricordo anche che è stato osservato un minuto di silenzio all'inizio di tutte le manifestazioni della Fidal. I compagni di Carlo Alberto, che da pochi mesi indossava la maglia delle fiamme oro, hanno gareggiato con il lutto cucito sulla canottiera. Ecco, insomma, era importante anche darvi queste coordinate in modo che insomma, chi lo volesse anche solo con il pensiero può parteciparvi. Apriamo quest'ultima pagina ora legata alla nostra prima edizione. Tra poco ci collegheremo con Dania Sartorato, anzi forse la vedo già collegata. Dania, buongiorno. Eccola, sì, è già collegata, Presidente Unascom Confcommercio. Dania, buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, da domani cambiano molte cose, oggi comunque c'è un Consiglio dei Ministri che probabilmente ne farà cambiare altre. Io voglio partire dalla sua elezione ai vertici di Unascom Confcommercio. Che cosa significa intanto per lei essere diventata Presidente? Beh, oltre ad una grandissima emozione, oltre a una grandissima responsabilità, è un'elezione che risponde alla scelta di introdurre le categorie all'interno di un organismo dove prima le categorie non erano rappresentate, e quindi un grande passo avanti per le categorie che il terziario rappresenta e per il territorio. Una scelta anche quella di una donna, che è una scelta sicuramente originale, per favorire un clima costruttivo, una persona, diciamo, una leadership sicuramente determinata ma anche equilibrata. Ecco, quindi lei andrà a rappresentare 8.000 unità locali del terziario dislocate nell'intera provincia, è una bella responsabilità. Da dove si parte? Sì, 21 sedi, partiamo da Treviso, che è la sede che mi è più familiare, ma solo per cominciare. Ci saranno delle priorità che saranno quelle di sicuramente dare delle informazioni utili ai nostri associati, che sono quelli che hanno sicuramente la precedenza su tutto. Chiudiamo oggi la raccolta e l'interpretazione dei dati dell'osservatorio sul mondo del terziario e saranno presentati in un'occasione ufficiale che organizzeremo sicuramente con le televisioni e con la stampa, per cui sarete sicuramente tra le prime inviti che farò. Grazie. Per la prima metà. Sì, con molto piacere. Con la prima diciamo, metà di febbraio presenteremo i dati sull'osservatorio, che raccoglie appunto alcune indicazioni sul territorio, sull'andamento dell'economia dell'ultimo periodo, ma soprattutto su delle ipotesi di proiezione di scenari per le tendenze del mercato. Ecco. Come le sembra che stia andando, Dania? Qual è la percezione un po' che lei ha? Allora, noi adesso stiamo raccontando che i contagi sono in calo. Ormai mi sembra che l'utilizzo della certificazione verde sia ormai assodata, no? Per entrare in bar e ristoranti, insomma non ci sono più. Vediamo come andrà domani con i negozi, però in qualche modo per i pubblici esercizi ormai è diventata consuetudine. Come sta andando? In generale il cliente è molto, con il passare delle settimane il cliente è preparato, sa che è una domanda che insomma gli si pone, l'esibire il Green Pass, la maggior parte della clientela è pronta, anzi è felice di poterlo condividere. C'è un pochino l'esasperazione invece che segnaliamo di chi invece il Green Pass non ce l'ha perché è no Green Pass o per mille altre ragioni, e quindi queste sono persone che cercano in qualche modo comunque di usufruire dei servizi anche laddove non potrebbero, e magari o facendo finta di niente o sperando di poterla diciamo fare franca in qualche modo, e queste sono le situazioni che ci mettono un pochino più in difficoltà, perché in effetti sono persone appunto un pochino esasperate con le quali non si riesce molto a dialogare, per cui in quel caso lì il suggerimento è semplicemente quello di mantenere la calma, di ricordare che le leggi le stiamo applicando e anche se non fossimo d'accordo, queste sono leggi che dobbiamo applicare, e quindi proprio in massimi casi si può anche cercare di
di dire al cliente, possiamo fare una telefonata, insomma, anche alle forze, una qualsiasi forza dell'ordine, per capire che cosa ne pensa, ma credo che già questo sia un buon punto di riflessione, perché il cliente, insomma, se non ha Green Pass si accomodi all'uscita, ecco. Lei pensa, spera che adesso il Consiglio dei Ministri deciderà per le mascherine all'aperto, probabilmente le manterrà, deciderà anche ad esempio delle discoteche che probabilmente resteranno chiuse, forse potranno riaprire al 15 di febbraio. Secondo lei, ad esempio, l'utilizzo del Green Pass ovviamente verrà prorogato, ma a quest'estate lei spera che possano cambiare le regole e tornare alla vecchia regola di poter stare fuori, visto che insomma con la bella stagione sicuramente ci sarà un abbassamento dei contagi, cioè una forma di normalità. Lei spera che la certificazione verde sia solo una parentesi, oppure potrebbe anche diventare di utilizzo comune, no? Cioè entrare a far parte delle nostre vite? Ma ambedue sono delle ipotesi che però sicuramente si dovranno scontrare con una finestra estiva, che sarà una finestra di straordinario lavoro per tutti. Lo intravediamo già nei weekend, nei fine settimana, le persone hanno voglia di uscire, c'è diciamo ancora un rallentamento dovuto a tutti questi controlli, ecco. Però lo stesso Sostegni-ter, che è stato approvato in questi giorni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore giovedì 27, parla proprio di discoteche con 20 milioni di euro stanziati per contributi a fondo perduto, ma insomma anche la ristorazione, laddove ci siano un cali di fatturato importanti, sono stati stanziati 40 milioni di euro. Ci sono degli interventi mirati ad affrontare la crisi che ancora stiamo vivendo purtroppo in queste settimane. Possiamo anche dettagliare alcuni aspetti di questo decreto, ecco. Le bollette elettriche diciamo, vengono sgravate da alcuni oneri fissi con kilowattaggi da 16,5 kW in su. È stato riconfermato il credito d'imposta del 60% per i canoni di locazione che andremo a pagare nei mesi di gennaio da gennaio a marzo. C'è previsto un esonero di contributi per nuove assunzioni a tempo determinato nella ristorazione per un massimo di 3 mesi, nel turismo, nel mondo del turismo in genere, e un trattamento di integrazione salariale. Ecco, alcuni piccoli passaggi sono stati fatti, a mio avviso non del tutto sufficienti, ecco. Però sono dei segnali di un'attenzione verso categorie che comunque stanno ancora patendo in questi mesi, ma non tanto per questi 2 mesi, che dico 2 mesi perché domani è febbraio e l'emergenza è dichiarata fino al 31 di marzo. Non ci aspettiamo che ci siano delle proroghe di stati di emergenza dopo il 31 di marzo, anzi mi verrebbe da dire che davanti abbiamo ancora delle settimane, ma non azzardo, dico 2 mesi, ma 2 mesi che non è tanto per i 2 mesi che oggi abbiamo davanti di difficoltà da superare, ma perché arrivano dopo 2 anni di difficoltà. Quello che è accaduto nel primo lockdown del 2020 è che tutte le nostre imprese si sono indebitate, hanno chiesto a Fidimpresa, hanno chiesto alle proprie banche dei finanziamenti. Questi finanziamenti sono arrivati nella misura in cui si pagavano le quote di interessi e poi il capitale, la quota piena, sarebbe stata procrastinata a 2 anni successivi, pensando tutti che 2 anni sarebbero bastati per uscire abbondantemente dalla situazione che stavamo vivendo. Peccato però che questi 2 anni sono arrivati, sono oggi e siamo ancora in stato di emergenza sanitaria, per cui è questa la difficoltà che ci pone oggi ad avere difficoltà a pagare gli stipendi e andare in cerca della cassa integrazione, quando sappiamo che tra un paio di mesi potremo avere una situazione esattamente opposta. All'opposto. E ad esempio come è successo, Dania ce lo confermerà, la scorsa estate, quando addirittura i locali non riuscivano a trovare personale e c'era tanta richiesta, no? Se lo ricorda quel periodo lì? C'è il rischio che si torni a quel punto lì di partenza, dalla ricerca del personale?
Assolutamente sì, e non sarà solo per il mondo della ristorazione, ci sarà necessità per dare il giusto servizio di personale adeguatamente formato che comunque sappia mettere le mani, per cui sarebbe proprio questo il momento di calma relativa e non voluta per cercare di formare delle persone che possano essere pronte fra 2 mesi. Perché immaginiamoci il calendario di aprile, ecco, domani siamo a febbraio. Aprile ha una settimana di vacanze scolastiche e quando le scuole sono chiuse le famiglie non le ferma nessuno. Partirà la stagione turistica con il ponte di Pasqua, poi c'è il 25 aprile, poi abbiamo il 1° maggio, il 2 giugno e poi le scuole sono chiuse. E da lì sarà probabilmente un tutt'uno fino alla fine della stagione estiva, ecco, per cui stiamo in campana, che la calma oggi sì c'è, stiamo facendo tutto il possibile per cercare di superare questi 2 mesi, che lo ripeto non sono tanto i 2 mesi, ma sono quello che abbiamo che abbiamo vissuto nei 2 anni precedenti fino ad oggi. Però ecco, per guardare con un'ottica di ripartenza del comparto intero, dall'abbigliamento alla moda. Senta Dania, una cosa importante è anche la rimodulazione, no? Lei diceva delle bollette, perché uno dei grandissimi problemi è il costo dell'energia, soprattutto per voi, no? Che avete questi costi fissi che insomma sono raddoppiati, così come per tanti imprenditori, e avete bisogno che qualcuno davvero vi metta mano. Sì, in effetti è inserito in questo sostegno-ter, in questo ultimo decreto legge, però diciamo lì è previsto esattamente l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze elettriche, pari o superiori a 16,5 kW. Stiamo a vedere poi questi oneri quanto eventualmente abbatteranno, perché l'incidenza sarà comunque in aumento del costo dell'energia elettrica ed è una delle principali voci che vanno ad incidere sulla prevista inflazione, che è prevista al 6%. Quindi dopo anni di prezzi stabili o in calo, quindi deflazione, avremo il contrario, cioè l'inflazione, e c'è una forte spinta, sicuramente sarà la componente delle utenze elettriche. Senta, ma esulo un po', faccio un salto, lei mi deve perdonare, però non posso non chiederle, ma ieri tutte le categorie economiche si sono espresse sulla rielezione di Mattarella al Quirinale, posso chiederle anche lei cosa ne pensa? Avevamo bisogno di questa continuità? Ma Mattarella, la rielezione di Mattarella dopo che avrebbe salutato tutti con piacere per probabilmente un altro programma di vita più che comprensibile, credo che sia l'evidenza di un sistema politico in crisi. Servono delle riforme, una crisi che sembra la fotocopia di quello che abbiamo vissuto con l'elezione di Napolitano, e io direi che è ora che si torni al lavoro sul serio per contrastare la crisi, gli ultimi mesi di crisi, e sinceramente auspichiamo che i partiti abbiano a modo di fare una riflessione sullo spettacolo di questi giorni. Non vi siete sentiti rappresentati, vero? È un po' una cosa che abbiamo percepito da tante categorie economiche che hanno parlato di scollamento totale, no? Della politica dalla realtà. È una sensazione che ha avuto anche lei, insomma, pensando a tutte le difficoltà che state attraversando, a tanti pubblici esercizi che hanno dovuto riconfigurarsi, ristrutturarsi per sopravvivere. Sì, è fastidioso perché noi siamo legati ai fatti, alla produttività, all'esigenza di fare quadrato, di cash flow, e ci troviamo invece in situazioni come quella che abbiamo vissuto, in cui per l'elezione di un presidente si perdono delle giornate che potrebbero essere sicuramente molto più produttive, e soprattutto per non produrre nessun tipo di cambiamento né di genere né di fascia d'età né di ecco, credo che da una parte si debba ringraziare, permettetemi, il Capo dello Stato, perché comunque si è rimesso a disposizione dell'Italia, a mio avviso con un altissimo senso di responsabilità istituzionale,
e posto che lo ringraziamo per quello che lui sta facendo, ecco, credo che veramente non si possa più ripetere una situazione del genere in futuro. Va fatta una riflessione, servono delle riforme, i cambiamenti, ecco, i cambiamenti ci devono essere, non si può continuare con gli stessi schemi pensando di cambiare le cose, ecco, vanno anche gettati i presupposti per dei cambiamenti anche di genere, a mio avviso. Ecco. Beh, insomma, la sua elezione, voglio dire, ai vertici di UNASCO Confcommercio provinciale, insomma, come donna è già, ad esempio, un simbolo di cambiamento, no? In qualche modo le categorie economiche riescono ad anticipare i cambiamenti che forse la politica fa fatica a fare. Sicuramente un po' alla volta potrebbero prendere ad esempio delle attività produttive che hanno ben altri problemi che i bisticci politici che abbiamo visto. In bocca al lupo per i suoi 5 anni, Dania Sartorato, grazie per essere stata in nostra compagnia. Arrivederci. Buon lavoro, a presto. Arrivederci. Allora noi attendiamo l'osservatorio sul terziario che arriverà dunque, come ha detto Dania Sartorato, verso le prime settimane di febbraio, così per capire e avere un po' il metro della situazione. Andiamo in pubblicità. Ritrovati con Prima Edizione, insieme ancora fino alle 14:30 c'è il tempo per darvi gli aggiornamenti, gli ultimi di cronaca e farvi vedere alcuni servizi. Abbiamo parlato di caro energia e poi ovviamente un altro dei grandi problemi per gli imprenditori è la carenza delle materie prime che così sono diventate costosissime. Allora, a proposito di questo facciamo un approfondimento con la redazione di Padova. Il Covid costringe alcune aziende a chiudere o rimodulare la produzione in un momento in cui molte materie prime sono introvabili e le aziende fanno i conti con gli aumenti di gas ed energia elettrica. È grande la preoccupazione del mondo delle imprese padovane. Si comincia a parlare intanto di tassi diciamo, che dovranno aumentare, si comincia a parlare di problemi legati all'energia, alla possibilità di reperire materie prime e quindi temiamo che queste cose insieme di nuovo con una ripresa della pandemia possono fare una specie di tempesta perfetta che poi in qualche modo vada a bloccare quella che ormai è conosciuta in tutta Europa, la forte ripresa del nostro paese, della nostra regione in particolare. Il governo sul fronte del caro energia ha stanziato 5,5 miliardi di euro. A Padova arriveranno 100 milioni di euro, ma non basta. Le misure del governo vanno bene, ma non sono assolutamente sufficienti, quindi noi crediamo a gran voce un ulteriore intervento da parte del governo sia per far fronte a questa emergenza attuale, ma soprattutto per avere una visione più in là e quindi un piano energetico chiaro per il Paese e per il nostro territorio. Uno studio di Confapi, fatti i conti sui consumi di energia elettrica e gas del 2019, ipotizzando e sperando di tornare a questi livelli, stima per le imprese della provincia di Padova un aumento di 530 milioni di euro di questi costi, che porta le spese dai 146 milioni del 2019 ai 674 stimati per il 2022. Le misure necessarie sono quindi più strutturali per coprire un orizzonte temporale più lungo che possa dare garanzie alle imprese. Restiamo a Padova perché è stata ufficializzata la candidatura di Francesco Peghin, ne abbiamo parlato prima nel nostro dibattito politico, alla guida del centrodestra sarà lui il principale sfidante di Sergio Giordani. È tempo di ripartire. Per questo ho deciso di candidarmi a sindaco della nostra città e parto da qui, dall'Arcella. Parte dal quartiere dove è nato e dove ha la sede la sua azienda Francesco Peghin, che affida una lettera aperta ai padovani e a questo video lanciato sui social l'avvio della campagna elettorale per la conquista di Palazzo Moroni. Serve a Padova, serve adesso, scritto in fucsia sulle mascherine FFP2, lo slogan scelto per raccontare i motivi della sua discesa in campo. Una discesa civica per ora, anche se non dovrebbe mancare l'appoggio della coalizione di centrodestra, a partire, nonostante alcuni chiari mal di pancia, dalla Lega. Cammina nel quartiere Arcella, il più popoloso della città, Peghin, in maglioncino blu e Clark, e racconta il suo progetto per Padova. Serve ritrovare l'ambizione per diventare la capitale europea che ci meritiamo di essere.
farlo nell'innovazione e nella sostenibilità. Serve un progetto per una città sicura. La chiediamo da decenni ed è ora di fare diventare Padova una città davvero sicura, garantendo protezione e cura ai suoi cittadini. Serve una città che mette i quartieri al centro, attenta alle necessità di cittadini e imprese. Papà sportivo e imprenditore, Peghin si rivolge soprattutto ai giovani così colpiti dalla pandemia, alle imprese, chiudendo con una metafora sportiva. Oggi inizia la maratona più bella, quella verso il futuro di Padova. Intanto l'attuale sindaco Sergio Giordani convoca un vertice con l'azienda partecipata Ace Gas proprio per affrontare il caro bollette. Richieste di rateizzazione cresciute del 36% per le famiglie, del 60% per le imprese, dati che riportano la realtà drammatica di quanto i rincari di gas ed energia elettrica stiano pesando anche a Padova. Una preoccupazione grave per il sindaco Sergio Giordani, che ha già convocato con urgenza i vertici dell'azienda partecipata Ace Gas, che ha la maggiore quota di mercato in città. Voglio che nessuna strada sia lasciata intentata per attutire il colpo per famiglie e imprese, spiega il primo cittadino, che si confronterà a breve con gli altri sindaci sul tavolo di ANCI nazionale. Tra le proposte la decurtazione dell'IVA per le famiglie, contributi attivi che i sindaci possano usare come accaduto nel pieno della pandemia, interventi per calmierare i prezzi con una chiara azione di governo. Vi stavo dicendo una scadenza importante è quella di domani. Partire da domani servirà il Green Pass per poter entrare all'interno di negozi, banche e poste. Noi abbiamo sentito il direttore generale Francesco Benazzi, che ha dato invece, per quanto riguarda la Marca Trevigiana, dei numeri importanti, perché da domani scatta anche l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni. Bisognerà essere vaccinati, altrimenti non si potrà lavorare, e anche qui insomma poi ci saranno i controlli all'interno delle aziende, ma scatterà la multa di 100 euro per chi non è in regola con il nuovo decreto. E se la platea dei non vaccinati over 50 è di 160.000 in Veneto, nella Marca Trevigiana si tratta di circa 22.000 persone. Sentiamo. Poco più di 24 ore per mettersi in regola. Dal 1 febbraio scatta l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni. Una platea che a livello veneto conta 160.000 persone, almeno 20.000 nel bacino dell'ULSS 2. Noi ne abbiamo circa 20.000, 22.000 ancora, ma credo che buona parte di questi si vaccineranno. Tenga presente che ci sono tanti positivi, che quindi sono diventati positivi, per cui si sono decisi a vaccinarsi. Ci sarà nella nostra provincia, credo, uno zoccolo duro 10-12.000 persone che sono, tra virgolette, contrarie alla vaccinazione. Per queste persone, se fermate, scatterà intanto una multa di 100 euro. L'obbligo vaccinale per i lavoratori invece entrerà in vigore dal 15 febbraio. Da martedì 1 ancora servirà il Green Pass base, almeno per entrare in negozi, poste e banche. Domani il nuovo Consiglio dei Ministri dovrà decidere se prorogare le misure di contenimento da Covid-19, come l'utilizzo della mascherina all'aperto e la durata della validità del Green Pass dopo la dose booster. Sul piatto anche il destino delle discoteche, che potrebbero riaprire già a metà febbraio, in coincidenza con il momento in cui è previsto un significativo calo dei contagi. Previsione confermata anche dai dati trevigiani, che parlano di 2.312 positivi su 100.000 abitanti. Il picco fu 4.290 ricoveri, di cui 20 letti occupati in terapia intensiva. Molte ancora le classi in quarantena. Nella Marca sono 1.900, con una percentuale di positività nella fascia 0-12 ancora molto alta, 31%. E potremo, pensare di calare in modo consistente dal 7-10 di febbraio, in modo tale da poter quindi poi posizionarci verso la fine di febbraio a pochi posti letto occupati e anche alla ripresa effettivamente di buona parte della vita normale, perché credo che con l'inizio di marzo, se continua questo trend, potremmo dire di aver superato il periodo più difficile. Indagine della Guardia di Finanza di Treviso, che ha portato ad ottimi risultati. Ha denunciato, pensate, 51 imprenditori per aver ricevuto
senza averne diritto o utilizzato per finalità non consentite oltre 1,5 milioni di euro di aiuti statali sotto forma di prestiti garantiti o contributi a fondo perduto per fronteggiare l'emergenza Covid. Altri 15 imprenditori responsabili di irregolarità di minore gravità o che hanno ricevuto somme inferiori ai 4.000 euro sono stati segnalati per l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Sostanzialmente ricevevano contributi Covid senza averne diritto. Nei casi scoperti dai finanzieri, numerose imprese non avevano alcun diritto appunto ad ottenere questi benefici, ma tramite false autocertificazioni o omissione di informazioni sulle reali condizioni economiche sono riuscite a farsi erogare i finanziamenti. Altre, pur avendone titolo, hanno utilizzato la liquidità ottenuta per finalità completamente estranee alle esigenze imprenditoriali, e anche questo ve lo faremo vedere nei nostri telegiornali della sera con l'intervista raccolta da Nicola Marcato al comandante della Finanza di Treviso. C'è un'altra notizia che ci porta a Verona, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati nella notte per domare un incendio. In fiamme una palazzina di 2 piani, coinvolto anche il solaio e il tetto in legno. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Ci resta il tempo per rilanciare il sondaggio di Ring. Vi ricordo, torna questa sera alle 21:15 il programma in prima serata condotto da Ferdinando Avarino. Lega, dopo il Quirinale, finita la leadership di Salvini? La domanda che vi poniamo: sì 0422 1626 691, no 0422 1626 690. La chiamata, ve lo ricordo, è gratuita. Questa sera ospiti di Ferdinando il senatore Andrea Ferrazzi, Partito Democratico, il senatore Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, l'onorevole Sara Moretto di Italia Viva, Andrea Tomaello, vice sindaco di Venezia della Lega, e poi ci sarà Sergio Giordani, sindaco di Padova, e in collegamento anche la nostra Valentina Visentina, giornalista di Media Nord-Est. A me non resta che ringraziare Italo Morao, Renato Capoglia in regia per questa lunga diretta e voi per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.